Cose varie. Buonasera, buonasera, buon pomeriggio a tutti. È una live, diciamo, non improvvisata perché l'avevo programmata ieri, però sono dei momenti in cui ci dobbiamo tenere in contatto. Non possiamo, se non c'è più calcio, non ci sentiamo più. Ci dobbiamo, e sarà un'estate lunga. Non so se sarà un'estate calda, sapete, si dice sempre sarà un'estate caldissima. Sinceramente non lo so, però sarà lunga, questo di sicuro, e quindi dobbiamo stare in contatto. Un pochino di saluti generali prima di cominciare: il Caputo Francesco, Stellina, Jen Lamp, Marco, Angela, Polli, Edoardo Possomandi, mi ricordo Criceto, come stai amico mio? Ele Steve, Always, Stellina di nuovo, Davide Strazzullo, Massimo Selvaggina, Armando Guida. Boom di notizie non credo proprio. C'è Stream Elements, c'è Stefan Daluti da Malta, Vincenzo Altrui, Vincenzo Notari Giacomo, Balanite, un abbraccio, grazie per essere passato. C'è il buon Virgilio Bandiera, Donata, Matteo, Malvin, Giorgio, Claudio, Domenico e poi Michele, Stellina, lo so, sì, i moderatori adesso entreranno copiosi se non hanno da fare, perché un po' di vacanza devono averla anche loro. Buonasera Antonio, buonasera Max. Questo è un tema, molti stanno parlando che ci piaceva, che è piaciuta di più la Roma rispetto all'Inter. È un Inter, insomma, che stava arrancando in quel periodo, però comunque per il rotto della cuffia andò in Champions. Micco, Carlic, Franco dalla Smart TV alla grande, quindi non puoi lasciare i like sulla Smart TV. Lasciate i like, di cosa stiamo parlando? Siamo una settantina, ci devono essere 100 like. Forza, cominciamo subito. Perché queste live senza partite sono più mosce, ovviamente, ma possiamo parlare più approfonditamente. Questo pure è vero, su Elmas. Buonasera Maria, buonasera Luca, Gabriele, good morning Crow Jagger. Emerson, come la vedo, amico mio? È l'ingaggio, la concorrenza delle altre squadre che lo vogliono. Non credo che lo stia seguendo solamente il Napoli, quindi non credo sia facile. Un abbraccio, Vince Massi, Vincenzo Altrui, Gene Fummo, Aniello, buonasera Vincenzo, i polli, ciao Ameli, buongiorno. Conte vuole venire nelle mie zone. Quindi si parla di America per Conte. Una bella cosa esorda si fa. Basic o Basic, non lo so. Ragazzi, sul mercato ho un'idea ben precisa. Adesso ve la dico. Non aveva la squadra. Questo pure secondo me. Senesi o Schurz. Io Schurz non l'ho visto proprio, ragazzi, che non vi posso dire stupidaggini. Senese lo guardammo un pochino di immagini quando se ne parlava l'anno scorso e non mi dispiaceva come profilo, come caratteristiche. Schurz adesso tutti quanti il nuovo De Ligt, vediamo, pare vogliono un sacco di soldi. Sta trattando Orsato? Forse quello è il vero top player che ci servirebbe. Salutiamo la famiglia Pellecchia che è qua, sempre imbalsamati, che sono qua: Gio Pellecchia, Rita Pavone, l'amico Martedì, il piccolo Isidoro Martedì. Penso che Isidoro mi piace come nome a margine. Certo, Gene, assolutamente.
questo è un tema a me carissimo. Anche Torsby è un nome caldissimo. Criceto, io ti mando un bacio a te e a tutti i tuoi, e quando dico tutti i tuoi ovviamente intendo tutti, il piccolo, Lisa, Neve, tutti quanti. Torsby non è male, non si fa un grande salto in avanti, ma non è male. Sponsor tecnico ancora no. Capisci perché, Massi, noi siamo tutti depressi? Allora, prima di tutto, adesso parliamo del Napoli sicuramente. Sta pure Salvatore Pengue. Beh, secondo me sì, secondo me è capace che lo vedremo, anche perché quelli che teniamo, se almeno che Spalletti non venga e non dica non mi servono, però ci vuole ancora un mese per questa cosa qua, vediamo. Allora, prima di tutto ragazzi, non voglio adesso parliamo del Napoli, parliamo di mercato, parliamo di società e di tutto, però prima di cominciare ci tengo molto. Questo ragazzo che vedete, penso che l'avrete letta la notizia, Said Visin, che spero si pronunci così. Scelgo questa foto e non la foto con la maglietta del Milan, perché noi veniamo a sapere del suo suicidio. Devo fare la notizia perché qualcuno non lo sa. Questo ragazzo, 20 anni, si è tolto la vita e l'anno scorso scrisse una lettera sul razzismo che adesso vi leggo. Non ve la posso leggere se ci sono questi rumori, non posso assolutamente farlo. Se questi stronzi se ne vanno con questa musica di merda, magari facciamo questa cosa che ci tengo molto prima di cominciare a parlare di calcio, che è una cosa leggera. Noi ci afferriamo, ci accapigliamo, ci accaloriamo, ci appassioniamo e protestiamo anche in piazza per le cose calcistiche. Lo so, Stefano, che è del 2019, lo so bene, però è importante, è importantissima, perché oltretutto il tema del razzismo a me è molto caro. Questo è un razzismo specifico sul colore della pelle. Ve la leggo un attimo. Dinanzi a questo scenario sociopolitico particolare, questo è del 2019, ricordiamo, che aleggia in Italia, io in quanto persona nera inevitabilmente mi sento chiamato in questione. Io non sono un immigrato, sono stato adottato quando ero piccolo. Prima di questo flusso migratorio ricordo con un po' di arroganza che tutti mi amavano. Ovunque fossi, ovunque andassi, ovunque mi trovassi, tutti si rivolgevano a me con grande gioia, rispetto e curiosità. Adesso invece questa atmosfera di pace idilliaca sembra così lontana. Sembra che misticamente si sia capovolto tutto, sembra ai miei occhi piombato l'inverno con estrema irruenza e veemenza senza preavviso durante una giornata serena di primavera. Adesso, ovunque io vada, ovunque io sia, ovunque mi trovi, sento sulle mie spalle come un macigno il peso degli sguardi scettici, prevenuti, schifati e impauriti delle persone. Qualche mese fa ero riuscito a trovare un lavoro che ho dovuto lasciare perché troppe persone, prevalentemente anziane, si rifiutavano di farsi servire da me e, come se non bastasse, come se non mi sentissi già a disagio, mi additavano anche la responsabilità del fatto che molti giovani italiani bianchi non trovassero lavoro. Ok? La seconda parte. Dopo questa esperienza, dentro di me è cambiato qualcosa, come se nella mia testa si fossero creati degli automatismi inconsci e per mezzo dei quali apparivo in pubblico, nella società, diverso da quello che sono realmente, come se mi vergognassi di essere nero, come se avessi paura di essere scambiato per un immigrato, come se dovessi dimostrare alle persone che non mi conoscevano che ero come loro, che ero italiano, che ero bianco, il che, quando stavo con i miei amici, mi portava a fare battute di pessimo gusto sui neri e sugli immigrati, addirittura con un'aria troneggiante affermavo che ero razzista verso i neri, come a voler affermare, come a voler sottolineare che io non ero uno di quelli, che io non ero un immigrato. L'unica cosa di troneggiante, però, l'unica cosa comprensibile nel mio modo di fare era la paura. La paura per l'odio che vedevo negli occhi della gente verso gli immigrati, la paura per il disprezzo che sentivo nella bocca della gente, persino dai miei parenti, che invocavano costantemente con malinconia Mussolini e chiamavano capitano Salvini.
Benvenuto Pasquale. La delusione nel vedere alcuni amici, non so se posso definirli tali, che quando mi vedono intonano all'unisono il coro Casa Pound. L'altro giorno mi raccontava un amico, anch'egli adottato, che un po' di tempo fa, mentre giocava a calcio, felice e spensierato con i suoi amici, dalle signore si sono avvicinate dicendogli: goditi questo tuo tempo, perché tra un po' verranno a prenderti per riportarti al tuo paese. Allora, questo ragazzo non c'è più. Io non so perché la notizia, l'unica notizia è che si è tolto la vita. Non so, io devo linkare il gesto, l'estremo gesto, a questa sensazione che lui definiva e denunciava l'anno scorso, 2 anni fa, scusatemi. E un anno ce l'hanno tolto, per me il 2020 non esiste. Ma evidentemente il malessere interno non passa, ed è importante, è troppo importante ricordare, analizzare, farci un esame di coscienza come paese, come popolo, perché il razzismo esiste a tanti livelli, e negarlo e fare, perché noi parliamo di calcio, noi sappiamo di questa storia perché questo era un calciatore, non conosceremo mai migliaia di altre storie che finiscono allo stesso modo solo perché non c'è il calcio per lo mezzo. E quando il razzismo avviene nel calcio, molto spesso si liquida dicendo: vabbè, ma sono 4 stupidi che non sono tifosi, sono 4 stupidi, isoliamoli e non diamogli importanza. No, isoliamoli sì, diamogli importanza no, ma denunciamo, indigniamoci, prendiamo dei provvedimenti, perché sensazioni come quella della lettera di Said, io non le posso leggere più e non le voglio leggere da nessuno. Questo è il razzismo sul colore della pelle, poi c'è il razzismo nord-sud, c'è il razzismo politico di chi si sente superiore e verso quelli inferiori, quelli che hanno i soldi verso le persone più povere. Quindi per me è importante che questa storia non passi così, vabbè, è un altro, no. E ci tengo, perché io sono uno di quelli che ha cambiato paese, sono bianco e quindi questo tipo di razzismo non lo posso nemmeno immaginare, perché io quando entro in un bar qua sono bianco e finché non apro la bocca non c'è razzismo nei miei confronti, perché io sono bianco. Se apro la bocca si sente l'accento, si rendono conto e quindi lì esce fuori quello che può dire ma tu che ci fai cama, eccetera eccetera, ed esiste. Noi italiani però in America siamo privilegiati, quindi io non lo sentirò mai in America, però non significa che non esiste, quindi questo è importante. Caputo Francesco: scusa il ritardo, ma sono stato impegnato da docente. France, grazie per la donazione. Da docente, da juventino, la devi finire di darti, lo so, che sembra che ti stai atteggiando che sei un docente, lo sappiamo. Non ti devi dare queste definizioni, puoi dirmi semplicemente ciao, sono stato impegnato? Francesco? Che ne dici? Jenny Lopez, benvenuto. Allora ragazzi, approfitto per la questione degli abbonamenti, perché ci sono degli abbonati qua stasera e voglio ripetere a tutti che ho preso questa decisione. Prima c'erano gli abbonati bellini a 1,99, gli abbonati quelli non in cima a 4,99 che entravano nel gruppo Telegram. Adesso ho deciso di fare una riduzione del prezzo del gruppo Telegram, tutti quanti a 2,99. Se vi interessa il gruppo Telegram, cancello gli abbonati bellini, perderò un sacco di abbonati, non mi interessa. L'importante è che non ci sia più divisione. Questa è proprio la divisione, è la live della divisione. Parliamo col parlare del razzismo. Caputo mi dà un altro spunto sul fatto, da docente, da juventino, non ci sta bisogno. Siamo tutti amici bellini, vogliamo creare una community di livello più elevato tutti quanti, benissimo. Quindi io domani cancellerò tutti gli amici bellini. Se volete ancora essere abbonati e supportare il canale, avere le emoticon e tutte le cose belline, tutti quanti quelli che si abboneranno
scrivetemi su Telegram, dove se avete lo stesso nome il gruppo Telegram io vi trovo e vi faccio entrare nel gruppo Telegram, non il canale Telegram, dove ci stiamo divertendo tantissimo perché stiamo commentando le notizie false, stiamo commentando tutta una serie di cose. Allora, andiamo a parlare un pochino di calcio, perché non voglio rendere tutto pesante, ma ci tenevo molto, perché lo sapete che qua non facciamo i cretini. Non ti preoccupare, Francesco, non ti preoccupare. Io uso i vostri messaggi per dare degli spunti, non è niente di personale nei tuoi confronti. Anzi, mi servono i messaggi, mi servono i commenti, così mi vengono degli spunti e li do. Daniele Todaro, sento la stessa cosa qui dall'Olanda, ci sono tanti passi da fare, ma inizia da questo parlare del problema. Grazie Daniele, secondo me è importante. Parlarne è importante, perché qualcuno che crede che non esiste invece magari si rende conto, un giovane calciatore, ma allora qualcosa c'è. Forza Napoli, Luciano. Jenny Lopez, ti convince Spalletti? Amico mio, io sono contento che si è fatta una scelta comunque di un allenatore con esperienza, perché se fosse arrivato un altro con meno esperienza, faccio un esempio italiano di cui si parlava, sarebbe stata un'altra incognita e avremmo potuto dire ancora però questo è un errore di esperienza, e tutte le frasi che si dicono per giustificare un errore oppure una sconfitta. Almeno l'esperienza non gli si potrà accusare di non avere esperienza. Potrà fare degli errori come tutti gli allenatori li fanno. Come personaggio è molto divisivo, perché risulta antipatico a volte nelle conferenze stampa, ne abbiamo guardate molte. Il discorso di Totti e Icardi secondo me andrebbe messo da parte, perché sono situazioni particolari, però io gli do il benvenuto, lo aspetto sul campo, mi fa piacere che si sia scelto un allenatore che predilige il 4-2-3-1, perché il 4-2-3-1 ci ha fatto vedere delle belle cose. Manca poco ai 10.000, è proprio vero Luca, ci sarà una frenata ovviamente negli iscritti, perché non ci sono molti argomenti, però noi continueremo tosti ad andare avanti e i 10.000 arriveranno presto. Buonasera Giuseppe, buonasera Marietto, lo so. Ok, tutto bene, mi fa piacere. Allora, siamo in Champions o in Europa League? Questa è una domanda allora io ti rispondo siamo in Europa League, perché non credo che sarà facile cacciare fuori dalla Champions squadre come Real Madrid, Barcellona e Juventus. Non sarà facile politicamente. Ceferin sta minacciando da 2 mesi, però secondo me non sarà facile. La conseguenza di una qualsiasi azione o punizione porterà a dei ricorsi, quindi credo che tutto questo poi si possa andare avanti. Il problema è che si deve giocare, a breve ci sono già i preliminari per qualche squadra, quindi le cose andrebbero anche perché cambia tutto, cioè se il Napoli in Champions dovrebbe fare un altro tipo di mercato, arriva un altro budget, devono arrivare i soldi, quindi sarà veramente un macello. Hanno creato un macello. Ciao Luigi, ADL ha chiamato UEFA e FIFA per sapere se c'è... Sì? Raffaele, fammi sapere questa cosa, da dove fonte, ADL ha chiamato l'UEFA e FIFA per sapere se c'è margine, fonte, fammi sapere, perché il Napoli non parla. Allora Raffaele, se questo è vero, non credi, e lo chiedo a tutta la chat, che ADL dovrebbe indire una conferenza stampa e dire signori, lo chiedo pubblicamente, non separatamente così, chiedo pubblicamente. Carlo Mazzone, come sono onorato, mitico Carletto, benvenutissimo. Amici belli, poi dopo vi darò il link a tutti. È importante che siate iscritti al canale Telegram che trovate in basso in descrizione, magari con il nome che avete qui su YouTube, così io vi trovo più facilmente, altrimenti mi scrivete voi @Valeriofluido e ci contattiamo.
Il margine da parlare, basta ADL, basta il silenzio, il silenzio che coinvolge tutte le situazioni, il silenzio sulla partita Napoli-Verona che oramai fa parlare tantissimo, il silenzio sul fatto che Rizzoli si dovrebbe dimettere e nessuno parla, ma mica solo ADL, ma gli altri presidenti e la stampa e i giornalisti coinvolti e tutti quelli che parlano di calcio tutti i giorni. Cosa fa? Non si fa niente, non è successo niente. Cioè il fatto che Rizzoli abbia mentito agli inquirenti, non solo ai giornalisti, ha mentito pubblicamente ai inquirenti, a cose, prima Hit che non esisteva, poi che se esisteva c'era anche l'audio, poi che non ce li davano, però li chiede all'occhio di falco, allora lo sai che esistono, e si mente per la gola. Questa è una cosa gravissima che in tutto il mondo, quando viene fuori una cosa del genere, ci sono le dimissioni immediate, nessuno le chiede, nessuno le fa, lui sta ancora là. Di qua, di là, e Rizzoli sta ancora là. È una cosa gravissima. Massimo, esatto, ma Luca Marelli da arbitro, lui poi si confronta, ha fatto, io l'ho visto il video, 35 minuti, bellissimo, tutto a posto, mi ha fatto capire una cosa sola che non avevo capito, che lui dice che il cartellino l'ha tirato fuori direttamente per Ambrosio e non lo teneva in mano per ammonire Pjanic e poi ha cambiato idea. Mi ha convinto su quella cosa là, ok? Ma a me l'episodio in se stesso non mi interessa, perché visto come è fatto il protocollo va benissimo, si può liquidare subito con un video di 3 secondi. Il VAR non può intervenire per le seconde ammonizioni, punto. E l'unica cosa che uno può dire è dire ma magari quello era un fallo che vale il rosso. Poi scopriamo che in sede VAR gli arbitri VAR chiamano e dicono per me non è rosso, perché possono parlare solamente in caso di rosso, e così ti suggerisco, ma benvenuto Luca Gaetano, ma vuoi vedere che funziona di nuovo tutto questo? Benvenuto, ti paro. Si può dire, loro dicono per me non è rosso, così non suggeriscono l'ammonizione ma scagionano il rosso e quindi ti suggeriscono l'ammonizione. L'episodio non mi interessa, quello che mi interessa è che quando Orsato viene intervistato, inseguito dalle Iene, lui scappa con il cofano aperto e non vuole parlare perché deve aspettare di mettersi d'accordo con Valeri, con Di Iorio, con quell'altro assistente VAR, con Rizzoli, e devono portare avanti la ricostruzione tutta uguale tutti quanti. Ok? Devono fare questo discorso qua. Questo è un atteggiamento disonesto di colpevolezza. A me dell'episodio non mi interessa perché lui va in televisione. È chiaro, ma è evidente che è un errore. Proprio sorridendo lui. È evidente che è un errore. Non c'è bisogno nemmeno di parlarne dopo 3 anni. Ero troppo vicino, è un errore. Il VAR non può intervenire, punto. E Varriale sorride. Bene fare chiarezza. Non hai fatto chiarezza di niente. A me dell'episodio non mi interessa, ma voglio sapere il perché. Avete mentito per anni e anni, siete andati scappando, evitando il confronto, e adesso che sono uscite le cose perché li avete querelati, perché siete anche arroganti, sono uscite tutte le cose a galla e comunque non è successo niente. Questa è la cosa straordinaria. La cosa straordinaria. Allora, ma guarda Vale che se non ci sono Juve, Barca e Real non cambia niente, non fanno qualcosa da 3 anni. No, questo sì, vabbè, a parte il Real comunque va un po' più avanti, il Barca è abbastanza in ritardo negli ultimi anni sicuramente, e la Juve anche molto in ritardo. Però politicamente il Real lo sai che in Europa ha la sua forza, la sua potenza, altrimenti non si prendevano questa responsabilità. Ma guardate chi vi faccio salutare, quel troppo vicino. Vi faccio salutare un amico che ha, credo sia un gagliardetto. Coppa dei Campioni Cup Bruxelles, finale 29 maggio 1985. Juventus Liverpool. Buonasera Guido. Buonasera amici, amiche e amici. Valerio mi ha mandato un link.
Ho recuperato, è originale il cartelletto nell'angolo degli orrori, come lo chiamo io, perché anche se ero piccolo, un bambino, io ero presente, settore N, me lo ricordo ancora il mio biglietto, allo stadio Esel, il maggio dell'85. E personalmente oggi è una giornata triste perché si è suscitato un ragazzo, prima ancora che un giovane calciatore. Però ovviamente la notizia, non so se l'hai detto, io non ti ho sentito prima. Sì, Sì, è ti proprio lui. interrompo per aggiornarti, l'ho detto e ho volutamente preso una fotografia sua senza la maglietta del Milan perché mi interessa poco, però noi lo sappiamo solo perché è calciatore. Vai, continua. No, vabbè, ti stimo, non so, ho premesso, non ti ho potuto sentire prima. Sì. Tra l'altro potrei ricevere una telefonata di lavoro e interrompere e poi ritornare da voi. Non c'è problema. Quindi mi scuso già in partenza, non è un atto di maleducazione, ma sono stato avvisato e ancora non l'ho ricevuto. Perché uno dei maggiori punti di divergenza nel mio modo di vedere il calcio, non solo nell'analizzarlo, di pensare in un certo modo, e qui me la prendo fortemente con i colleghi. È un atto sempre molto scortese, non è un atto elegante, me ne rendo conto, ma resto un gentiluomo. Ma me la prendo con i colleghi perché chi ha, l'ho detto più volte, ha una funzione formativa, ha una grande responsabilità sulle spalle. E io sono anni che sento la frase, anche negli stessi colleghi napoletani, lo diciamo tutti, quindi non è una questione giornalisti del Milan, dell'Inter, eccetera. Ma sono quattro scemi, ma sono quattro scemi. Era il 1985, pensate quanti anni sono passati. La domanda che io farei ai miei colleghi, a volte l'ho fatta e sono stato, chiaramente potete immaginare quali sono state le risposte, ma se sono stati, mettete anche il verbo volete, quattro scemi, si sarebbero estinti. Siamo alla seconda metà fra un po' del 2021 che sta andando molto velocemente e stiamo sempre a parlare di queste cose. E il problema del razzismo, che è parimenti grave come quello della violenza negli stati, attenzione, in questo caso un razzismo che ha portato a conseguenze tragiche, problema serio, basti pensare che gli unici due allenatori che per nostro onore ha avuto il Napoli, Benitez e Ancelotti, che ne hanno fatto una questione sociale, di educazione, non politica, sono stati rigettati dal mondo del calcio e non solo non difesi dal mondo del calcio della categoria. Ecco, io non accetto questa cosa. Quando un allenatore, e non gli citiamo, dice no, ma io non ho sentito niente, caro collega, tu devi dire io sul campo alzo le mani perché tu sei il mister e io posso capirne sempre meno di te, ma hai detto una cretinata, chiedi scusa. Non chiedi scusa come quel famoso collega, chiedi scusa a Gattuso. Siamo stanchi di questa gente che non sente, non vede, ero al bagno, professoressa, ma posso avere la domanda di riserva? Il razzismo è una violenza fisica, psicologica, ed è una volgarità che nel 2021 noi stiamo ancora a parlare il colore della pelle o a una pettinatura strana o se è una persona omosessuale, è una cosa inaccettabile, ancora più volgare. Quella è la vera volgarità, se addirittura colpisce una persona così giovane che ha tutta la vita davanti. Io non lo posso accettare. Io ero presente a quell'Esel e posso dire che la strada che ci ha detto in questi anni, non ho sentito niente, non ho visto niente, ci ha portato a questo. Abbiamo la certezza, questa strada di omertà, di collusione, di buttare la testa sotto la sabbia, ha portato a queste conseguenze. Non sappiamo se è una strada correttiva, con l'educazione fin da piccoli e con pene serie, nessun giustizialismo. Hai fatto un reato, vieni processato con un giusto processo, col tuo bravo avvocato e subisci quelle che sono le conseguenze, casomai anche con pene che sono più sociali. Tipo, hai fatto un graffito, ok, ti metti un mese a pulire tutte le sporcizie sui muri della città, a me interessa che vai in carcere, così vedi che significa da un punto di vista non solo economico sociale dover pulire quelle cose là. Ecco, questo modo di
raccontare il calcio è inaccettabile. E non lo sapevo che tu l'avessi detto, ed è un giorno molto triste per quanto riguarda il mondo del calcio, che noi dovremmo parlare per il 99,99% del pallone. E poi un po' di gossip, ma lo sai, quella, la fidanzata di quella è carina, ha scritto la canzone per i mondiali, no? La moglie di Piqué è una nota pop star, no? E questo va bene, fa colore. Tra tennisti ci sono state coppie celebri, va benissimo, coppie celebri anche dopo che si sono ritirati, no? Steffi Graf e Agassi, probabilmente la più famosa, che non erano una coppia quando erano entrambi professionisti, ma solo quando si sono ritirati, va benissimo, perché non è nulla di né volgare né scabroso. E invece noi dobbiamo sorbirci colleghi ma no, sono 4 scemi, ma non dobbiamo dargli retta, gli diamo solo... No, perché Maradona è venuto nell'84, benvenuti in Italia, a Verona, e siamo nel 2021 e non è cambiato nulla. Non è cambiato nulla. No, ti ringrazio per aver sottolineato questo è uno il concetto alla fine, che si tende sempre, no, ma i 4 stupidi, no, 4 stupidi no, perché ci sono sempre, anzi ho il sospetto che aumentino, e così non andiamo veramente da nessuna parte. Vediamo un pochino di domande. Esattamente, possiamo dire, hai detto una cosa più sacrosanta di tanti colleghi. Ho il sospetto che invece sono aumentati, non che sono... Hai fatto finta, sai, come ci stanno le uova dell'insetto così, va bene, sono 4, e però se li lasci lì e non li stermini poi si riproducono, crescono e si sentono forti tra di loro perché nessuno gli fa niente. Allora, vediamo un pochino. Ciao Vale, notizie più precise per quanto riguarda il patrimonio di Dios che è stato messo all'asta dalla famiglia, sono senza parole. Bellissimo Pachito che mi chiedi di questo, perché ne ho sentito parlare ieri e abbiamo Guido con noi, quindi non poteva esserci un momento più ideale, perché Guido, qualcuno lo sa già, noi ne abbiamo parlato in privato, tu avevi un'ideuccia su una cosa che possiamo definire un museo virtuale, ma questa situazione delle memorabilia, se vogliamo così, tu ne sai niente sulla questione dei parenti di Maradona? Mi ricordo quando una persona chiese: Guido, ma perché non lo chiami Diego Armando Maradona? E io per le prime settimane non l'ho detto, poi l'ho confessato. Vedete quanto in fondo non è campata in aria, non è né un vezzo da critico cinematografico come sono, né una presa di posizione che devo fare l'alternativo, ma in realtà è un atto proprio di amore. La situazione è molto complessa, anche perché le varie mogli, per quanto mi riguarda poco interessante, sarebbe da contattare Diego Junior, ma qui abbiamo delle grosse deficienze cittadine e societarie, nel senso che noi non abbiamo già un contenitore ufficiale, no? Perché se Napoli avesse un contenitore ufficiale, uno potrebbe contattare Diego Junior, che pare essere un ragazzo veramente molto intelligente e sensibile, e dire: dividiamo, no, dall'asse testamentario, a prescindere da quelle tutte che sono di incroci e burocrazie varie, quello che è il patrimonio economico, finanziario, anche personale, è qualcosa che voi familiari ritenete anche, non so, giusto, doveroso o di cuore donare al Museo Maradona, che non c'è. Quindi sempre, per esempio, Diego Junior disse: mio padre ci teneva tantissimo a questa maglia sua o di un campione di questa partita, e questa so che a lui avrebbe fatto piacere, non so, la maglia di Baresi. C'è una famosa foto di Maradona che esce con la maglia di Baresi, perché rispettava tantissimo Diego Baresi e Maradona Baresi. Faccio un esempio, io non lo so perché non sono né Diego Junior né sono stato Diego Maradona. E dove la lasci? C'è il rischio che sparisca, la vendono, poi te ne danno una replica, eccetera. Vedete che è brutto, perché siamo indietro. Sulla mia pagina di Facebook ho postato la foto della statua di Maradona. Noi facciamo chiacchiere
e negli altri stati l'hanno fatta e l'hanno già doverosamente messa di fronte allo stadio in modo tale che sia un simbolo per tutti gli sportivi, nel bene e nel male, c'è chi lo può contestare. Ecco, quindi sarebbe da contattare, però io stesso dico che garanzie, anche se formassimo un comitato, non lasciamo perdere il tecnico scientifico con le figuracce che fa, un comitato etico, non più tecnico scientifico, ma etico, neanche etico sportivo. Però io stesso non mi sentirei di poter dare nessuna garanzia alle figlie, al figlio di Maradona, semmai chiedere di congelare una situazione, no? Di dividere l'asse testamentario da alcuni cimeli che potrebbero pure scegliere ed è doveroso, non potremmo dire nulla, di donare a un museo argentino del Boca, o addirittura Barcellona ce l'ha il museo, il secondo museo più visitato in Spagna dopo quello di Madrid, il Prado di Madrid, cioè. Quindi ci sono anche altre società che hanno avuto Diego Armando Maradona. Sicuramente lui, avendo vinto con una squadra che non aveva mai vinto, è un simbolo ancora più forte, però ricordiamoci che non siamo, questo nel calcio spesso lo si dimentica, l'ombelico del mondo, quando analizziamo il mercato, la stagione o che è successo, cioè prima, quando si parla a volte della Juventus, non è perché io o qualcun altro più saggio vive nel mito, per forza bisogna parlare, perché poi alla fine Leghi, come dicevo, è andata alla Juventus, ho detto, perché è quella che la stella polare, è tutto a cascata, con tutto che aveva 2 allenatori ancora sotto contratto, pensate un po', e la panchina del Real comunque era vuota. Non siamo l'ombelico nel mondo, quindi a un certo punto mettete che il museo di Barcellona dice guarda, voglio dedicare un'intera stanza a tuo padre, e Dieguito potrebbe dire signori, c'è chi che tra l'altro viene visitato da milioni di persone, siamo molto indietro, e quindi la cosa che questo impegno pubblico di contattare, quello che io vorrei chiarire con tutte le persone che sono all'ascolto, innanzitutto di essere molto riservati, dividere quelle che sono delle delicatissime questioni personali, anche a volte intricate, perché non sarà un asse testamentario molto semplice da dirimere, da quelli che possono essere di cimeli che possono anche avere comunque per loro un valore puramente economico e non vogliono, diciamo, legarlo a un valore effettivo, cioè comunque una maglia di Maradona messa all'asta a Sotheby ha un valore, non lo so, dipende da chi io e Valerio non ce la possiamo comprare, perché alla prima battuta già sarebbe $100.000 per dire. Certo. Massimo ti dice buonasera al nostro almanacco Guido Gentile, una domanda: dove interverrebbe subito sul mercato e chi venderebbe senza rancore tra i pezzi grossi in rosa? La domanda è a me, non dove farà il Napoli. La domanda a me sono, lo sapete, i terzini destro e sinistro, non il terzino sinistro, destro e sinistro, è un centrocampista di qualità, e di qualità non solo, proprio di grande carisma e personalità, no? Il Paulo Sosa che sistemò il centrocampo della Juve, Rui Costa al massimo della sua forma, ha detto questi giocatori, l'Alemao del Napoli, per andare a esempi in casa nostra, c'è gente che non solo sa giocare a pallone, ma si va a prendere il pallone senza avere la paura che intanto sarà marcato da 2 che gli mordono le caviglie. Sono i 2 settori del campo dove interverlei. Sapete che il Napoli invece prima deve uscire uno, poi deve entrare uno, è sempre molto attendeista. Io temo molto che sarà un'estate dove ci vedrà in grandissime difficoltà di mercato, perché anche un'eventuale squalifica seria, cioè di mancata partecipazione alle coppe di Juve, Real, Barcellona, comunque è plausibile che ci siano vari gradi di giudizio. Questa è una domanda che ti volevo fare, perché seppure danno cioè quello che credo sia il dubbio in giro, seppure arriva la notizia ok, sono escluse ufficialmente, poi ci sarà un ricorso
e nel momento in cui il ricorso non viene a compimento, insomma non si arriva a una sentenza finale, che succede? Si congela tutto? Allora, si gioca? facciamo chiarezza nella situazione di incertezza, scusate il gioco di parole. Allora, noi incominciamo ad andare appresso ai siti, il Napoli passa di ufficio, spero che non si dia retta alle voci tipo... Questi giorni ho letto molto poco delle situazioni di colleghi, perché sto lavorando tantissimo per i fatti miei, detto così. Tipo De Laurentiis ha chiamato, ha avuto rassicurazioni, eccetera, perché sono balle, anche perché pure se avesse chiamato, ricordiamoci che non è il Consiglio UEFA Ceferin, cioè, che decide, ma c'è un comitato disciplinare, quindi anche volendo... non è arrivata vabbè, questa... Scusa Valerio, io però l'ho messo in partenza. L'ho detto in altri video che sì. No, dicono oggi non ti ho visto quando all'inizio ti sei collegato, perciò te l'ho detto subito, perché proprio non è lui che decide, quindi anche volendo, se lui dice, a parte che sarebbe una sorta di inside trading, anche qua non propriamente etico, però lui potrebbe dirti no, ho deciso di squalificarli, ma tanto non decide lui, c'è un comitato disciplinare. Mi sembra che tra l'altro lui in un'intervista l'ha specificato, bisogna anche andarsi a leggere le notizie vere nelle situazioni quelle più serie e più attendibili. So che certe notizie di certi siti hanno deciso e tu vai a cliccare 2 anni di squalifica. Poi bisogna vedere qual è la decisione collaterale, nel senso anche un'eventuale squalifica di queste tre società fino all'ultimo grado di giudizio, bisogna vedere se c'è un ripescaggio come dovrebbe essere per logica, no? Della classifica di quest'anno, quindi della prima non classificata o altre cose. Ci potrebbe essere, come ho detto, una punizione delle nazioni. Detto, a questo punto facciamo scalare alla Francia una nazione. Potrebbe essere. Ti sei frizzato, non so se è un problema mio. No, forse stavamo perdendo la linea. Detto, noi potremmo avere tante situazioni. Io non amo dirvi, mentre sono molto netto su alcune considerazioni per la mia idea di calcio, per l'esperienza, qui è molto intricata, ci sono vari organi che decideranno e ci sono queste 2 situazioni incrociate, non solo della condanna, che poi bisogna vedere qual è l'altra decisione. Per classifica non si penalizzeranno le nazioni che hanno partecipato, perché ci potrebbero essere anche delle nazioni, pensate alla Germania, alla Francia, ha detto scusate, noi non avevamo partecipato, quelli comunque sono appartenenti di una nazione che aveva fatto questo scherzetto. È intrigata. Questa situazione intrigata non mi dà serenità, perché già il Napoli è tradizionalmente lento nel mercato, figuriamoci in una situazione del genere. Bellissima domanda. Io speravo che me la faceste, perché non incominciamo poi a sentire altri colleghi qua il Napoli lì, poi già a settembre incominciano a fare cosa. Se il Napoli prende a gennaio una cosa, poi invece a novembre già siamo fuori dallo scudetto. La Coppa d'Africa è una coppa devastante, ci sono società come in passato anche la Roma che ci hanno rimesso campionati perché si gioca a metà campionato in un territorio splendido come l'Africa, attenzione, però con clima totalmente diverso, sistemi di allenamento totalmente diverso. Voi pensate come se il male, cosa impossibile, no? Si giocasse a metà dell'anno, tu fermi il campionato, mandi alcuni giocatori cioè noi non l'abbiamo avuto tutta la stagione questo Osimhen, attenzione, quelli che non si stanno dimenticando questo passaggio, l'anno prossimo noi non l'avremo per un periodo X, perché poi sportivamente io mi sento sempre di augurare il massimo a qualunque sportivo, perché è la sua vita, quindi è giusto che tragga soddisfazioni. Posso mai io da sportivo e gentiluomo augurarmi che Osimhen e la sua nazionale esca il prima possibile? Non sarei una brava persona, no? Però se va fino in fondo, come capitò Koulibaly e Ghulam arrivavano in finale, no? Quindi è un bel... Vediamo se la società poi parte già con una deficienza in attacco, perché comunque siamo già coperti così, e non considera che potremmo avere anche un mese assente Osimhen. Tra l'altro ci ricordo anche lui.
lo giocheranno a Natale, quindi si aggiunge anche questo con tutti i giocatori. Io lo portiamo su un discorso più generale, perché poi Mertens sì, Petagna, capire se verranno confermati tutti e tre, tutto il blocco d'attacco. Non pensiamo che il girone di ritorno che abbiamo fatto, che comunque è stato un girone di ritorno di livello di 43 punti, si può automaticamente bissare per 2 volte l'anno prossimo, perché sto sentendo allora viene Spalletti che ha più esperienza di Gattuso, se i giocatori restano quelli che sono così, allora possiamo pensare che ce la lottiamo così. Prima cosa che si dimenticano, gli avversari che cambiano rispetto all'anno scorso, perché la Roma c'ha Mourinho, la Lazio c'ha Sarri, non so se è ufficiale, ma insomma siamo lì. La Juventus ha ripreso, si è preso 48 ore di tempo. Si è preso 48 ore di tempo, ok. La Juventus ha ripreso Allegri, l'Inter deve capire Inzaghi che tipo di impatto avrà e il mercato di tutte queste squadre, quindi le avversarie prima di tutto. Poi noi dall'interno siamo l'allenatore che deve arrivare ricomincia da capo, ricordiamocelo, con le problematiche che ci stanno, perché ci stanno sempre, e sicuramente ci saranno altre dinamiche da poter capire, perché non è automatico che Lozano fa la stessa buona stagione oppure che Osimhen ha lo stesso impatto buono se poi si deve fermare di nuovo. Questa è una mia non una chiosa, ma un'aggiunta che volevo fare. No, ma è una, se permetti, una considerazione che non viene mai fatta, e invece una considerazione di estrema semplicità e buonsenso, perché tu non fai a bocciare quelli che dicono così avremmo fatto, avremmo vinto, scusa, ma oppure questo Napoli avrebbe fatto, sì, ma tu non puoi paragonare, perché il Napoli di quegli anni affrontava quelle società che erano anche, cioè il famoso Napoli Mazzarri, c'era la Juve di Del Neri che arrivava settima, cioè tu devi anche comparare ogni parametro e non solo il tuo, lo prendi e lo contestualizzi in un altro momento storico, senza però contestualizzarlo realmente in un altro momento storico. Ma io voglio essere ancora più, non voglio dire cattivo, però un po' più incisivo di te. Cosa è cambiato? Se qualcuno mi dice che cosa è cambiato, io dico, perché io non è che sono tanto contento e ottimista. I vertici sono tutti uguali. Daia, è cambiato Trentalange, però sembra peggio di prima, di là. Rizzoli ha mentito agli inquirenti, non solo e nessuna protesta. Che cosa è cambiato? Quindi, quanti aspetti abbiamo vinto negli ultimi 15 anni? Niente. Quale parametro quest'anno è cambiato? C'è cambiato, non so, Guardalini? Niente. Per quale ragione io dovrei essere sereno? Perché poi noi ci troveremo di nuovo a Natale che abbiamo 10 punti di svantaggio, poi piangiamo, ma non è che si accumulano così. Allora, innanzitutto partiamo dai fatti veri. Il sistema calcio è uguale a un mese fa. Vedremo se fra un mese un fattore dell'ingranaggio sarà cambiato oppure no. Ed è uguale a un mese fa, nonostante non sia uguale a un mese fa, perché il bubbone è uscito sui rimborsi farlocchi degli arbitri, sui procuratori, bisogna vedere la questione dei procuratori lunedì del grandissimo la questione di Rissoli. Sono 3 cose enormi, mettici penna rossa e veneziatore giallo, e non è cambiato nulla, nonostante sono 3 scandali enormi usciti all'aria aperta, quindi non più segreti, e non è cambiato nulla. Quindi per quale ragione io devo essere sereno? Io, che sono una persona saggia, diciamo, non sono sereno, tranne se non mi ubriaco e divento un imbecille di colpo, perché tutti i fattori sono al loro posto e continuano a fare là. Quindi noi cominciamo, Napoli prende un terzino e poi ci ne manteremo perché la spallata su Mario Rui, la cosa lì, è cambiato nulla, Cioè partiamo dai fatti veri. Intanto non è cambiato nulla. E non è cambiato nulla, manco il modo di agire di De Laurentiis, che tutti hanno detto che i grandi risultati di Gattuso sono dovuti alla soluzione geniale del silenzio stampa. Potremmo anche dire quanti punti ha tolto invece il silenzio stampa, invece che aggiungerli. Non abbiamo, io non posso darvi questa certezza, perché non sono sempre il folle di prima, però allo stesso livello vorrei un collega che avesse la stessa mia onestà e dicesse: io non posso dirti quanti punti ha dato,
questo silenzio stampa. Io non posso dire quanti ne ha tolto, non posso, a parte che non lo sappiamo perché non l'abbiamo tolto il silenzio stampa. Tu perché mi dici che quello ha portato i 43 punti? Qual è la base scientifica o calcistica o degli almanacchi che ti fa dire una stronzata del genere? Scusate il termine, ma è una citazione colta di un collega, se l'ha presa con Gattuso, non è una parolaccia, la intendevo come citazione colta. Maurizio Zaccone, tuo bravo collega che io stimo, ha scritto: noi, dato che siamo molto sensibili alle petizioni, e credo che, Guido, quella che abbiamo lanciato alla fine magari non avranno letto proprio le nostre parole, ma un pochino ha fatto di rumore, secondo me, in giro nell'ambiente. Se è vero che viene introdotto un ex calciatore come team manager, probabilmente qualcosa è stato fatto. Maurizio Zaccone lancia una petizione oggi e c'è il link in descrizione sotto, se qualcuno la sposa la stessa idea. Semplicemente il Napoli parli. Maurizio parte da questo assunto, questa è la richiesta: il Napoli parli. Non fa illazioni o congetture, non cavalca congetture sulla partita di Napoli-Verona, che lascia amaro in bocca a tutti i tifosi, e siamo tutti veramente stanchi, cioè, guardiamo disillusi al mercato, al nuovo allenatore, non sento entusiasmo, e lo parlo anche in maniera personale, perché quella partita non ci devono spiegare molto di quella partita, ma il Napoli parli, perché nel momento in cui finisce quella partita, diceva Maurizio giustamente, il silenzio stampa non è più per difendere la squadra e per non avvelenare l'ambiente, ma diventa un silenzio stampa nei confronti dei tifosi: non vi dobbiamo dire niente, non dobbiamo nemmeno comunicare più con voi, facciamo quello che dobbiamo fare, quello che sbagliamo lo sbagliamo, non ha importanza, la vostra considerazione non ci interessa. Quindi se qualcuno vuole firmare questa cosa, trovate il link in descrizione, e parte da Maurizio Zaccone, che abbiamo intervistato pochi giorni fa. No, mi sembra un consiglio assoluto buonsenso e pragmatismo. Innanzitutto la petizione era, diciamo, ben scritta, aveva delle motivazioni serene e solide. Se addirittura anche all'interno, va benissimo, della stessa società si aggiunge un elemento che sia di aiuto, di supporto e cuscinetto, che potrebbe dare aiuto, serenità, è una buona cosa, è anche una manifestazione di intelligenza. Poi anche qui non saprei mai se è merito di questa crociata di scudi etica oppure no, però anche se non fosse merito, puoi dire, vedi, comunque questa petizione poi ha capito prima della società un'esigenza e una lacuna. Bene. Che nella storia del calcio ci sono giocatori che tristemente si sono venduti le partite a tutti i livelli, dalla Serie A alle serie inferiori, è tristemente noto. Come è tristemente noto che, tranne i giocatori e gli allenatori e i capitani della Juventus, se lo fai hai finito la carriera. Quindi la vedo molto difficile. Nel senso, ci fu il capitano dell'Atalanta, Doni, che poi si scoprì, ma poi si è messo a fare feste a Formentera, no? Nel senso, quindi io non posso darvi la certezza assoluta che tutti santi, Napoli-Verona, tanti elementi durante la stagione e durante la preparazione di quella partita hanno fatto pensare che non solo non sarebbe successo, non è successo niente, ma era un finale, poi lo speriamo ancora di più, tristemente no. Però diciamo il 100% non posso dare. Certo è che io sono allenatore, vengo a sapere che Pinco Pallino, nominiamo, si fa una cosa, sicuramente quel giocatore con me non verrà mai a giocare. Cominciamo a ragionare, non da tifosi ragazzi, no? Ma a ragionare. No? Io, essere umano, posso mai credere che io, Lorenzo Insigne, in ciabattine e mutandine, metti i pantaloncini, e presidente un attimo, devo dire cosa, e presidente, prima Luca prima, e qua ci sarebbe il contratto, ma dobbiamo fare persone serie o dobbiamo dire cretinate? E il presidente ti dà retta a te prima della partita. Altro ragionamento: quale potere contrattuale avrebbe Insigne? Il presidente dice
io sono Scaramanti, calma e gesto, vinciamo prima e anche casomai un minuto dopo la partita vieni a parlare, non domani a Castelvolturno, perché non ho il potere contrattuale. Il potere contrattuale è detto il presidente, ce l'abbiamo fatta, adesso Gattuso, proprio un secondo dopo la partita, manco mi sono tolto le scarpette con le tacchette, ma vado a prendere De Laurentiis, lo blocco, quindi anche qui non è logico, premesso che non c'è una foto, non c'è una prova, cioè, quindi io adesso ci sono le telecamere nei corridoi, negli spogliatoi, solo sotto le docce non ci sono, e voi avete visto, quindi Sky ti riprende che si stanno mettendo il calzino, il parastinchi, il copricalzino, eccetera, eccetera. Mi sembrano frasi buttate lì, è grave che gli va appresso, premesso che ci sono grandi casi anche di capitani, di Buffon e cose, cioè, quindi ci sono esempi anche illustri. Però è chiaro che tranne i privilegiati, quando un giocatore fa un genere di cosa, ha finito la carriera, cioè poi non lo vuole nessuna società, nessuno, ma manco nessun compagno, cioè io non vorrei come compagno un giocatore che poi quindi gli voglio dare l'1% di possibilità, ma non il 100 come stanno per cento di possibilità. E poi c'è un fatto proprio, oltre che ormai è più difficile, proprio perché ci sono 1000 telecamere, quindi tu immagini Insigne con l'accappatoio, il presidente, un attimo, gli voglio parlare prima della partita, ci sarebbe là, quando ancora non è acquisito il risultato sportivo. Stupidaggine. Detto. Anche perché potremmo dire, scusate, è col Cagliari? Sì. In realtà il punto è, facciamo un passo indietro, svolta della stagione, non ci vedevamo, Napoli-Sassuolo, Sassuolo e Napoli in battuta a pari punti, chi vince sopra l'altra, il Napoli quella partita la perde. Anche lì uno poteva discutere il rigore, la perde, perché? Perché ancora non ha la forza, il carisma, quindi Napoli mira, Napoli ha vinto tutte le partite tranne quella col Sassuolo, errori arbitrali, è stata un po' la costanza da Ancelotti in poi, eccetera. Comunque una partita dove tu delle lacune caratteriali le mostrate, dobbiamo fare i tifosi o dobbiamo stare appresso a queste, cioè stare appresso a queste cretinate di chi cavalca, avete visto, ci devono dare spiegazioni, ma che ti deve dire un giocatore che era distrutto, deve stare, ma secondo voi vi fa piacere non andare a giocare la Champions sia a livello personale, a livello economico, a livello di immagine, a livello sociale? Ripeto, a meno che non sia un super corrotto, e lo devi dimostrare però, collega, mi devi portare le cronache, lo devi dimostrare, perché altrimenti tu dici e non dici, lo devi dimostrare, come fa il report. Però, prima ancora, finisco, scusa, prima ancora di quella partita, quando addirittura le cose andavano bene, ma noi i 2 incontri che potevano dare la prima svolta, ha detto allora è un campionato di vertice o un campionato medio. Beh, noi abbiamo scelto il bivio campionato medio, non vertice, perché con Sassuolo perdemmo in casa, col Milan perdemmo in casa, con l'Inter i rumori. Sembrano poi giocattoli, no? I famosi le macchine giocattoli. Con l'Inter a San Siro abbiamo perso, e il rigore c'era, quello di Ospina, quindi c'erano tanti falli, ammonizioni, però caratterialmente loro hanno giocato una partita un po' come al San Paolo, sempre San Paolo, detto ci basta sforzarsi tot, noi neanche andando sopra giri siamo riusciti a vincere, detto gli ultimi minuti. Quindi comunque questa squadra, quel quid in più prima di arrivare a Verona, non ce l'aveva. E Gattuso non ce l'aveva, ma non è una condanna, non è buttiamoli, Gattuso out, Insigne non è buono. E non è che tutti sono, ma quest'anno la mia squadra del cuore, ciao Lakers, al primo turno 4-2. Perché allenatore out, ha avuto un sacco di infortuni Los Angeles, prima ancora degli infortuni, era prima nella sua division, è arrivata ottava. Simeone out, non è buono Valerio, è scarso. L'Atletico era straprimo, si è fatto male Suarez, gli è passato di un po', hanno fatto un punto su, ha vinto per un gol all'ultimo minuto, all'ultima partita di un pareggio alla fine. Se Suarez con le infiltrazioni non tornava a fine campionato, Simeone out? Cioè. Non credo proprio, perché è un grandissimo allenatore che ha portato grandi successi, ma si vede, tenendo fede ai miei illustri colleghi, non è stato capace di trovare soluzioni, ma manco Simeone è stato capace di trovare le soluzioni a Suarez out.
che stava perdendo uno scudetto stravinto, perché certi giocatori si vede non sono facilmente sostituibili, non solo per i schemi tattici, per la cattiveria proprio nel fare gol, ma a volte anche per un carisma che ti danno, perché tu ti senti più forte quando hai quel compagno in campo. Come quando tu sei piccolo e stai con i genitori, sai che non ti può succedere nulla di grave. È la stessa metafora. Simeone out, perché non è buono. Poi è tornato Suarez e ha vinto. Andate a vedere la classifica di un pareggio. Se il Real Madrid avesse fatto una vittoria in più, con un gol di Suarez, con il nostro Villarreal, no? Che ci ha rimesso, era in Europa League il Villarreal. All'ultima partita si giocava la permanenza Europa League, è andata nella nuova Coppa. Poi, avendo vinto la Europa League, andrà in Champions League. Quindi non era manco una partita da fare. Allora Villarreal out, perché all'ultima partita non si analizza così il calcio, ragazzi, facciamo le persone serie. Saluto e ringrazio Tore Falanga. Finito di suonare, un saluto a tutti gli amici bellini e al mitico Gentile, che a volte vorrei con me nelle mie battaglie solitarie contro i juventini. Te lo dico, ovviamente ti spiego perché lui dice così. Ogni tanto Tore ci fa leggere degli scambi di commenti che lui ha su dei video, e io gli dico: Tore, tu hai una pazienza notevole, perché ad un certo punto, quando poi ti rispondono, per esempio io sul video che ho fatto sulla questione di Rizzoli, mi hanno risposto qualcuno: chiamate l'ASL. E cosa vuoi rispondere a uno che ti ha commentato così? Ti metti a ripetere la questione dell'ASL, che non dovrebbe proprio essere tirata in mezzo più nemmeno come battuta. No, uno, non fa ridere; due, non ci azzecca; tre, che cosa stai dicendo? Quindi ci vuole una grande pazienza per poi andare allo scontro verbale con certi tipi di commenti, perché vincono sempre loro sotto questo punto di vista. Però è una questione sul calcio, ciascuno può dire la sua. Non solo sul calcio, alla fine probabilmente, come diceva Sorrentino, hanno tutti ragione. Io stesso dico, non è che gli altri hanno torto, ho detto gli anni hanno più ragione di me, visto che sono solo, con la piccola differenza, poi a fine anno ho detto vabbè, ci avevo preso, vabbè, ma non è questo il punto è che chi stabilisce qual è il modo giusto di vivere? Io non lo so, io posso dire quello che mi piace, quello che mi piace, quello che non mi piace, quello che mi dà emozione, quello che non dà emozione. L'impressione, è solo un'impressione esterna, e per citare il grande Paolo Sorrentino, il calcio è un gioco e tu sei un uomo fondamentalmente triste. Ecco, quando io leggo certi commenti, anche i litigi di colleghi illustri, di uomini che non si capisce se sono giornalisti, uomini di spettacolo, provocatori, non so. Ecco, mi ricordano sempre questa frase: ho detto, siete delle persone fondamentalmente tristi, perché poi la vita ancora non si sa qual è il senso della vita, però una cosa è certa, che le emozioni, che siano per un figlio, per un matrimonio, per una fidanzata, per una vittoria sportiva, per un bel concerto, sono una delle gioie più grandi che possiamo avere, e non sono controllabili, cioè tu puoi anche decidere le emozioni, però in realtà poi non ce l'hai, no? E non si accendono, si spendono, come quando subiamo le delusioni amorose, no? E si sta male anche per settimane e settimane. Internet adesso. E quello che a me fanno sorridere quando litigano, ti insultano, anche a me. Mi fate sempre l'impressione di essere molto tristi, ma non molto tristi perché insultate, perché non so se poi riuscite a provare mai emozioni vere e sincere, perché io non sono mai entrato nella pagina di nessuno per offenderlo. Addirittura quando è capitato, avendo parenti e amici, per esempio tifosi interisti, no? Il fratello della donna della mia vita è tifoso dell'Inter. Mi ricordo un Inter-Napoli 0-3 di Mazzarri, no? Io avevo pudore, proprio per settimane non l'ho sentito, perché so quanto ci rimango male io, no? Quando perde Napoli. E quindi mi dispiacerebbe spot a far soffrire una persona, ma questo è il mio pudore, no? Ho detto, quindi figuriamoci se io posso mai andare a perdere tempo a insultare una persona su una pagina. Falliti! Probabilmente sarei una persona molto triste che non ha niente di meglio da fare nella vita e non ha emozioni.
Volevo rispondere a Rosa. Comunque è vero, mi capita pure a me, alle volte di non andare quando potrei togliermi qualche sassolino dalla scarpa e dice vabbè, starà male. Volevo rispondere a Rosa che dice: il Napoli quest'anno, anche l'anno scorso e 3 anni fa, con un terzino sinistro forte, aveva grandi possibilità di vincere uno scudetto. Non serviva neanche un top come Hakimi, già uno come Spinazzola. A parte Rosa, che secondo me Spinazzola non è per niente male, cioè è uno forte per me Spinazzola. Tra l'altro non so se parte lui titolare, questo lo chiedo a Guido, secondo te nella gerarchia di Mancini è più Spinazzola il titolare o Emerson Palmieri? Penso più Spinazzola. Pure io questa sensazione, però è uscito un po' dalle sue grazie. Dimmi. Però poi bisogna vedere, attenzione, si arriva a un europeo un po' stanchi. E una delle chiavi di letture, no, ma proprio tristi, di queste competizioni che sono molto concentrate. Io che sono un po' più vecchio di voi, ed è bello che ci sia una linea molto giovane a seguire Valerio, nei mondiali passati, non troppo passati, parlo mondiali anni 80, pieni anni 80, era sempre, all'epoca ancora era Russia, non è Unione Sovietica, poi non c'era divisa, dopo la caduta del muro dell'89, no? Ci sono state le divisioni Ucraina, Bielorussia, ed era fortissimo. E gironi di qualificazione faceva 3 vittorie su 3, dava 3, 4, 5 pappini a tutti, però poi diciamo quelli che si chiamerebbero playoff, la stessa Italia di Berzotto, no? Partì malissimo, fece 3 pareggi, passò un gol, a differenza di un gol. Ecco, nelle competizioni nazionali che si svolgono in poco meno di un mese, dove fai dalle 5 alle 6 partite di fatto, no? È molto difficile dosare l'energia, perché tu poi un anno ci perdemmo un europeo, no? Perché le dosavamo un po' male, quindi alla fine per un punto non passiamo. È chiaro che tu non puoi sbagliare la prima partita, perché un girone con 3 sole partite devi cercare di non perdere, no? Però non puoi essere nemmeno al massimo della forma subito. Il punto è che quest'anno si arriva dopo campionati ipercompressi, iperstressanti. Quindi, scusate se sono presa lunga, tu potresti avere anche un'idea, anche delle qualità invece come giocatori preferibili da un altro, però intanto non siamo nessuno di noi, e manco quelli che dicono no, ma Mancini ha parlato mezz'ora, hanno detto pure questo, la dieta, perché li dovremmo vedere sul campo e tu devi vedere come sta la gamba. Poi l'avversario, le caratteristiche, l'impressione con i dati a nostra disposizione, quindi ci preserviamo di correggerli proprio perché non siamo né onniscienti né li vediamo ogni giorno allenarsi, e che ci sia adesso questa leggera gerarchia, ma che potrebbe pure subire un cambiamento, è lì, perché c'è un logorio fisico dettato che uno ha avuto una stagione più intensa e Palmieri ha giocato di meno, perché anche nella sua squadra ha giocato a meno chilometri sul groppone. Altro elemento, vedete quanto è complesso il calcio da valutare, perché se andate a vedere i minuti, non vediamo solo le presenze di Palmieri, sono inferiori rispetto per esempio a un Di Lorenzo, che lo sappiamo ha saltato 2 sole partite per squalifica su 38, e poi gli altri la Coppa Italia ha fatto la Supercoppa, è logoro. Ti lancio questa cosa, non so se l'ha scritto BELN Sport, non lo so se è questo, perché chiedevo la fonte a chi mi aveva detto questa cosa di ADL, che aveva chiesto assicurazioni e spiegazioni alla UEFA e alla FIFA, quindi non lo so. E ringrazio Polli che si sta facendo un cuore così. Ragazzi, mi date una soddisfazione, non per me, non nemmeno per Guido che non ci tiene, per Polli che sta facendo da sola. No, non ci tiene per se stesso, perché sennò sembra di mancanza, che io non lo posso mettere quando ci sto io, ma per voi ci tengo. Sì, esatto. No, lui ci tiene per il canale, assolutamente, fai bene a sottolinearlo. Non ci tiene per sé, non lo chiedo per lui, ma lo chiedo per Polli in questo momento, che da sola sta facendo l'impossibile, quindi like, altrimenti non parliamo più, parla solamente Isidoro. Però martedì. Valerio, per rispondere di nuovo alla domanda, ricordate che c'è un comitato a parte
e ci sono 3 gradi, c'è il TAS con cui sicuramente verrà coinvolto, e quindi ci può essere stata una telefonata cordiale, non possiamo manco definirla esplorativa, perché non è una telefonata ma tu quale giocatore vorresti, quello là. E sono organi tra l'altro diversi. Quello che posso dire, quanto pesa il peso specifico di questa telefonata, se c'è stata, di ADL, secondo me è un peso molto leggero. Cioè, non mi aggrapperei a questa telefonata come nessuna speranza né come indicazione di qualcosa. Se c'è stata ma sai non è illegale. No, è la voglia del tifoso di immaginare De Laurentiis attivo sulla questione. Questo è il fatto su cui noi ci aggrappiamo, perché non ci sono conferenze. L'intervista che ha rilasciato l'ha rilasciata una radio portoghese, cioè non c'è contatto con i tifosi. Allora uno che sente ADL ha telefonato alla UEFA, ci dà questa impressione che noi vogliamo, di cui abbiamo bisogno viscerale, ci tiene, sta facendo qualcosa per noi, e invece non è detto, potrebbero essere anche telefonate sì, però io lo vorrei attivo sulle certezze assolute, no? Allora, tu hai visto da un servizio che Rizzoli è stato capace di mentire su se stesso, non su una voce, a mentire, poi tornare. Allora io, siccome sono i miei soldi, De Laurentiis, e te li sto affidando di fatto, diciamo, come gestione indiretta, ci tengo, anche perché il lavoro svolto dallo staff, per quanto migliorabile, abbiamo fatto quel giorno 30 esempi, comunque è un lavoro onesto, è un lavoro di tante persone che si impegnano. Io lì già vorrei un impegno, perché tu non mi dai più garanzie. E non solo mie, di nessuno, non c'è stato, ma manco che ti devo dire, presidente fate voi, del Verona, del Cagliari. È un fatto grave, cioè noi adesso abbiamo una certezza che non si è mai voluto affrontare, che invece era la verità, che a parte l'ingerenza nella Juventus nel VAR nel primo anno, nel girone di ritorno, abbiamo degli arbitri che non lo possono vedere, degli arbitri che lo utilizzano, degli arbitri che secondo me sono la categoria migliore, che segretamente lo tengono sempre acceso. Anche se il VAR è un organo a parte, cioè in realtà il VAR è la VAR, la edizione giusta. E quindi se noi avessimo avuto accesso alle registrazioni, non sto parlando adesso di interview, noi ci saremmo accorti della totale differenza di utilizzo nel corso delle partite in base all'arbitro. Questa è la verità che non si vuole dire, Valerio, perché ci sono stati degli arbitri che hanno detto: ragazzi, questo è una scelta rivoluzionaria, mi salva il culo da un sacco di errori, il più volte possibile, pur quando il protocollo non lo prevede, mi faccio, lo chiedo. Questa è la verità che è uscita. Quel filmato escono fuori tante verità, perché loro hanno detto, il Vate che intervista sempre il mio collega lì, che ormai sembra che qualunque cosa arbitrale dobbiamo sentire lui, aveva detto, insultando Guido Clemente di San Luca, che non esiste, non è vero niente, aveva detto un sacco di cose, invece no, la registrazione parte dall'inizio alla fine, come è logico che sia, perché mi dovete dire, facciamo ragionare il cervello, ragazzi, non facciamo i tifosi, ma chi di noi può sapere a che minuto di una partita accadrà un episodio importante come un'espulsione rigore? Ma come potete bervi delle cretinate del genere? È come se io guido, dice già so al 15° succederà questa cosa, quindi io al 14° accendo la registrazione perché so che al 15° succederà. Ma vi rendete conto di quante fesserie passano e ve ne vedete? È chiaro che una registrazione come la scatola nera di un aereo si accende all'inizio, si accende alla fine, poi può esserci una partita dove non è accaduto nulla, è una partita correttissima, e quindi poi quelle registrazioni non hanno nessuna importanza, perché che cosa devo chiederti? Non c'è stato un fallo, 4 falli, manco ammonizione, nessuna espulsione. Come una partita poi ci sono tantissimi di episodi da VAR, quindi ha detto quella registrazione manca, ma anche se manca, noi abbiamo visto il dito che preme il pulsante, ma la cosa importante,
quando hanno detto, e quando Orsato ha detto che quell'episodio non è da VAR e non poteva intervenire il VAR, ma il VAR è intervenuto, altra bugia. Il punto è questo, che noi abbiamo avuto il sospetto, l'intuito che ci fosse una guerra politica all'interno una guerra anche all'interno degli arbitri, una guerra chiaramente societaria, una società che ha visto di malocchio l'introduzione di questo sistema che poteva essere molto trasparente, ma soprattutto una nuova generazione che è stata immaginata da subito di arbitri che hanno detto no, attenzione, io arbitro bene, ma ho comunque l'ancola di salvataggio sempre a disposizione, che è quello che io chiedevo nei miei articoli, ho sempre detto, è molto semplice, VAR sempre, senza chiaro evidente, ogni azione, gol, rigore, è soggetta al controllo. Quando c'è discrepanza, l'arbitro non è che può, non deve 1.000 euro in meno di stipendio, lo va a vedere e decide lui, come chiese Ancelotti. Tutto semplicissimo, tutto trasparente. Non è stato possibile. Perché non è stato possibile quando era più semplice? Però ho detto, quel filmato e quell'inchiesta degli Iene ci dice molto di più della singola partita Inter-Juventus. Ci dice proprio tantissimo se uno fa ragionare il cervello, ma soprattutto ci dice che la balla, e qua di nuovo la mia categoria è complice, che non esisteva, che alcuni episodi sono registrati con una, era illogica, a meno che tu non vivi in un film Ritorno al futuro e già sai quello che accadrà prima, e quindi tu in quella partita c'è un foglietto dove dici 12° minuto accadrà questo e io all'11° metto rec. È una cavolata. E vi siete bevuti una cavolata. Senza proprio pensarci. No, ma almeno almeno nel canale di Valerio, tifo a parte, abbiamo là certi luoghi comuni, adesso distruggiamoli, via, passato, non esistono più. Poi chi vuole verseli e entrare casomai dire falliti, l'ASL eccetera, vivi in un grande sogno, in un grande Truman Show. Per questo anch'io io rispondo con un affetto di pistacchi. Ringrazio Caputo Francesco che fa il paio con il messaggio, che ringrazio anche Giorgio Mele, che tornavano sul VAR ed è proprio quello su cui abbiamo parlato, quindi abbiamo praticamente già coperto il discorso. E Caputo, da juventino docente, lui ci sta ripetendo che anche lui vorrebbe la sua squadra fuori dalla Champions sotto questo punto di vista. Sì, Valerio, ma infatti non è una questione di bravo, sai la mia posizione di juventino. Sì. Anzi, lo juventino onesto e sportivo ha lo stesso passione, diritto che ha un altro tifoso a pretendere chiarezza, perché gli rovinano la partita. Esattamente. E anche sentirsi se sono forti o no. No, ma anche sentirsi tifosi tu stessi juventini che insultano altri, si prendono insulti, quello potrebbe dire a me ne frega niente, io voglio gioire, emozione, un bel gol, cioè. No, la risposta ci vuole tanto, no, perché non ci vorrebbe nulla, non servono soldi in più, tecnici in più, macchinari in più, non serve niente, serve togliere la parolina, dice tanto c'è la registrazione, il VAR controlla tutte le azioni e i rigori, espulsioni eccetera sono di ufficio, non serve nulla, non devi mettere risorse, non devi mettere telecamere in più, non servirebbe nulla, semplicemente una cosa, la volontà di farlo. Francesco ci riporta, credo, il tweet, credo ufficiale a questo punto, perché me lo stanno scrivendo tutti, che ha smentito su Twitter la vicenda di dei contratti. Quindi il presidente Aurelio De Laurentiis non ha contattato la UEFA. Mi viene da ridere perché Guido l'aveva detto. No, a parte Guido, che vabbè, oramai lo sappiamo, non mi sorprende neanche più, ma che velocità nello smentire una cosa che magari ci avrebbe anche fatto piacere, cioè, capisci? No, assolutamente, ADL non ha contattato nessuno, non ci interessa. Comunque ho uno scoop, vai, che volevo tenermi per me. Hanno rubato ieri il telefono De Laurentiis, quindi non poteva chiamare la UE. Piuttosto hanno hackerato il Twitter ufficiale quando esce sta cosa.
Oddio, è bellissima Sì. sta cosa, perché Tu dici veramente c'è una non ci diversa, pensate proprio, eh? no, c'è una diversa attenzione, velocità utilizzo della forma della comunicazione. Tu in quello ho capito che intendevi del Napoli su certi argomenti altri, e Hai lo so, è capito? vero. Il commento di Geno Lampa, ADL parla solo quando deve salvaguardare la propria immagine personale e ha ammutolito la società per tutto il resto. Ma al di là di ammutolire, cioè, mi sembra quasi come a dire che non si sappia che io sto intervenendo in una questione UEFA che potrebbe danneggiare la Juventus, il Barcellona e il Real Madrid. Che non giri manco la voce, smentiamo subito. Non mi interessa, sto bene in Europa League a quanto pare. Cioè, è straordinario quello che vediamo e mi fa piacere essere live, perché così vedete proprio le reazioni mie live a tutto quello che succede riguardo il Napoli, che oramai sono risate nervose. Io sto avendo un esaurimento nervoso, passatemi il termine, perché l'esaurimento nervoso è una cosa seria, proprio a reagire a tutte queste cose qua. Ti lancio, Guido, un altro spuntarello, che è questa qui, la situazione perché c'è stata un'intervista al procuratore di Yusai a Radio Punto Nuovo, e però questa io ci tengo a sottolineare, dato che io non l'ho sentita dal vivo e cercavo di recuperarla, non ho sentito le parole. Quando i siti riportano, molto spesso devono riassumere, accorciare, e a volte la frase prendono un senso diverso, però la risoluzione di tutto sembra: Isai ha fatto prendere gol al Napoli, dovrebbero sapere che un giocatore senza contratto, se si rompe il crociato, resta fermo un anno. Ora, di fronte a una dichiarazione del genere di un procuratore, quale deve essere la posizione dei tifosi e del Napoli? Nel senso che, signori, Yusai, cioè tu mi stai dicendo che Yusai non è tenuto a rompersi una gamba, cioè a intervenire, a dare il massimo anche rischiando la propria incolumità, magari facendo fallo lì, girandosi col ginocchio, facendo qualsiasi cosa, perché non deve prendere gol il Napoli, che è andato in vantaggio, ricordiamocelo, e lui ci dice mica si deve, se si rompe una gamba poi dopo è finita, quasi come a giustificare, da procuratore del calciatore, quello che poi sarà il resto della sua carriera. Ma il Napoli, i tifosi vabbè, ma il Napoli come deve confrontarsi rispetto a una dichiarazione del genere, visto che abbiamo ancora 2 giocatori di questo procuratore in rosa? È un tema molto delicato, ciascuno risponde della propria vita. Io potrei dire la mia vita è cambiata, la prima volta mi rupi una caviglia, una partita di esibizione, quindi nemmeno di campionato, quindi pensate che pollo, no? E allora che facciamo? Non giocavi al massimo, no? Ma ripeto, ciascuno risponde della propria vita, delle proprie azioni, uno non ha la sua educazione, anche la sua coscienza, o non ce l'ha, che se no non esisterebbero i ladri, no? Da persona e poi addetto ai lavori, intanto non ho sentito, perché ho detto in questo periodo le mie giornate sono intense peraltro e mi sto evitando di sentirmi tutte le trasmissioni, di solito lo sento a voce, quindi poi sentirò l'intervista integrale, voglio sentire le sue parole. Dal virgolettato comunque mi sembra un autogol clamoroso e piuttosto antipatico, perché è una frase che non serve a nulla, non aiuta il tuo assistito. Voi sapete, ne parlammo una volta in diretta con Valerio, ho detto la mia idea di procuratore è anche una persona molto più utile nella crescita anche tecnica di un giocatore. Chiaramente non si sostituisce, non è ingerente con l'allenatore, ma addirittura supporta, ho detto chiede. Facciamo l'esempio, ho detto, tipo Politano, lavoriamo un po' sul piede debole. Mi sembrano personaggi che battono solo cassa, ostentano richieste e contratti faraonici pure a Space Jam, che è stato citato nel video che abbiamo fatto, però poi alla fine non l'aiuto. Mi sembra una frase stupida, scortese nei confronti dello stesso calciatore, nei confronti dei compagni, nei confronti del sistema, cioè anche nella parolaccia, che io purtroppo non dico, ne dico molto 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 poche. Devi essere bravo ad avere un'utilità,
e non a utilizzarla, perché poi in realtà non hai argomenti, sei talmente povero di argomenti che te la cavi con uno. Ecco, mi sembra di quelle frasi dove tu dici, guarda, pure diciamo nella provocazione, nella citazione, ho detto, questa cosa comunque ha portato questa utilità. Se non fosse stata questa cosa non ci sarebbe scaturito questo. Ecco, mi sembra una di quelle frasi che non porta nessuna utilità, se ti devo dire, ma porta dietrologie, malcontento, sospetto, un senso di fastidio, proprio nella migliore delle ipotesi. Ma questa è una opinione personale. Perché poi mi sembra, di nuovo, poi come quando Antonio Corvo disse, citiamo un grandissimo giornalista, insomma, i professionisti sono professionisti solo quando si deve discutere il contratto, poi durante l'anno ci sono tantissime occasioni dove si dimenticano di essere professionisti, che può essere Higuain che scappa nella notte, va a fare le visite in una clinica di nascosto, allo sputo in campo di un giocatore, a guidare senza patente, a parcheggiare nel posto dei disabili, cioè ci sono infiniti. È vero, Maradona disse il migliore esempio deve essere il padre, non devo essere io l'esempio per un figlio, questo sono d'accordo con quello che disse tu, però non significa nemmeno che tu fai le feste e poi la fidanzata dice no, ma loro fanno ogni settimana, come dire, ah vabbè, ok, come siete permessi questa settimana di aver fatto la segnalazione, aver trovato quegli giocatori della Juve che festeggiavano durante il coprifuoco, vale per tutto, cioè se veramente Lavezzi sputò a chi gli aveva sputato, perché non abbiamo la certezza, il filmato là, è un gesto sbagliatissimo. Allora, tu devi essere professionista sempre, anche quando e quindi bravo anche a non rispondere mai alle provocazioni, ma anche alle provocazioni avere una misura oltre il quale non devi andare nel rispondere alle provocazioni, altrimenti sei un professionista a metà. Ecco, questa mi sembra, per chiudere, una affermazione che conferma questa frase meravigliosa, non mia, cito la fonte, detto, mi sembrano professionisti solo quando devono andare a discutere del contratto. Poteva evitarsi. Proprio vero, sono d'accordo. Lunedì con il servizio di report succederà la disturbata, vediamo Polli. Saluto anche Ben. Anche perché dobbiamo dire una cosa sui SAI, no? Quelli che sono i suoi atavici limiti tecnici, è un gran crossatore, no? Li ha dimostrati tutt'anno. Il ragazzo ha fatto un finale di campionato in crescendo, con grande impegno, grande pulizia, anche partite di buona qualità. Quindi non possiamo proprio dirgli niente, guarda che tirava la gambetta. Poi si scopre che casomai aveva fatto di tutto di peggio, è venduto pure gli yacht, non lo sappiamo, faccio per scherzare, no? Quindi sì, è una dichiarazione stupida. Poi dice abbiamo preso gol da Stato, eccetera. Però uno può sempre fare il discorso alla Guido, ma se prima ha fatto quella chiusura al 15°, la chiusura non vale, l'avremmo potuto prendere, lì non era bravo, ho detto. E te il ragazzo ha fatto quello che doveva fare e non ha fatto nemmeno un finale di stagione moscio. No, è vero, nessuno, ecco, se molti si sono concentrati, ma perché non ha fatto giocare Demme, ma perché non ha messo Politano, cosa di richiesta a posteriori disonesta, perché tutti avevano pensato che Lozano era più adatto per quella partita. Nessuno però ha detto, però sai, dovevi mettere Mario Rui, perché Yusai stava giocando bene, stava giocando meglio di quanto non ci ha fatto vedere Mario Rui nelle ultime partite dove è partito titolare, quindi sotto quel punto di vista non gli si può dire niente, era una scelta anche logica dell'allenatore confermare lui. A posteriori è chiaro, a posteriori io ti dico doveva giocare Petagna al posto di Osimhen con Mertens dietro invece che Zielinski. Mi puoi dare torto? No, perché a posteriori tutte le idee sono buone. Allora, voi dovete sapere che con Valerio io ho detto il calcio ha anche delle regole non scritte, che sono tradizioni, scaramanzie, ma anche regole che sono date dal tempo, no? Dal blasone. Se ci sono delle società che hanno uno storico importante, tipo nelle coppe, questo storico non lo vedi, ma lo paghi, non solo in termini di soldi.
del Manchester City, io dissi in una chiacchierata privata, ho detto sono preoccupato per Guardiola perché a tranne il primo pareggio sembrava partita male, ha vinto tutte le partite ha vinto tutte le partite dei playoff, ottavi di finale, quarti di finale, semifinale, 2. Cioè, o fa una Champions League trionfale dove vince tutte le partite tranne una, 12 su 13, o ti va a perdere l'ultima partita. Ma quante finali ha fatto nella sua storia il Manchester City di Champions League? Quante ne ha fatte il Chelsea, che ne perse anche una clamorosa ai rigori, dove sbagliò il suo capitano scivolando, battendo un rigore ridicolo. Sbagliò Ronaldo, Terry e Anelka. Ronaldo, Terry e Anelka. L'esperienza te la bravo Valerio, quindi non ho bisogno neanche di ricordarvelo io. No, e non ho sbagliato io, ha sbagliato il capitano, non Terry. E andatevi a vedere che rigore sbagliò. Proprio da pollo, perse proprio il piede d'appoggio, lo tirò proprio fuori dalla porta. Il Chelsea aveva più esperienza, poi è più riposato. Il calcio non è la PlayStation, è la PlayStation. Ce la stanno insegnando, raccontando e facendo passare come tutto facile, e quindi anche i giudizi sono fuori e dentro, non vale niente. Lo stesso collega che per tutto l'anno Gattuso out ha fatto uno schifo Tuchel. Mo gli dovrei mandare chiedere conto da tifosi e da colleghi, ma non è quello che diceva che non valeva niente già col Paris Saint-Germain, ha vinto Champions League Tuchel. È giusto per raccontarcela. Tu, caro collega, che dici che urla e c'è tutta la schiera di colleghi, con Gattuso urla, non ascolta nessuno. Andate a rivedere gli ultimi 25 minuti della finale. Tuchel non ha allenato il pubblico, aizzava il pubblico, perché sapeva che doveva dare una carica a questo punto solo ormai non puoi allenare più niente lì, ragazzi, è solo fisico, sono nervi, è solo là. Allora Tuchel out, un esaltato che urlava addirittura manco ai suoi compagni, ai suoi giocatori, ai suo staff, al pubblico, e invece ha vinto contro Guardiola, che comunque è bravo, non è che Guardiola out, ha perso una partita, ha sbagliato una partita decisiva. Però si è fatto male De Boer, però non è stato bravo a avere le contromosse. Ragazzi, è uno sport meraviglioso, perché non lo raccontiamo come sport meraviglioso? Aiutami a spiegare ad Alfredo questa cosa, perché Alfredo molto spesso non ci capisce. Io credo che dobbiamo, a proposito Alfredo, tu da iscritto segui questa cosa che sto cambiando gli abbonamenti, ho messo lo sconto per entrare nel canale Telegram, nel gruppo Telegram, così possiamo approfondire, perché tu molto spesso non ci capisci. Ma quale esperienza ha il Chelsea? Tutti i ragazzini di 20 anni, ma quale esperienza? Ti anticipo un attimo, non stiamo parlando dei giocatori, stiamo parlando della storia di un club che non è sottovalutare, perché le maglie hanno un peso specifico diverso addosso. Non stiamo parlando dei ragazzi, poi il ragazzino ti può dare di più di un altro ed è vero, l'abbiamo visto. Pulisic l'americano stava per suggellare il primo americano nella finale di Champions League, sarebbe stata una favola bellissima, stava per suggellare con un gol, giovane, va benissimo, ma il peso delle partite nelle società serie, negli uffici, negli stadi delle società serie si sente, perché quella società ha fatto quella finale, quella l'abbiamo vinta, quella l'abbiamo persa ai rigori, quella così, e la società seria fa crescere i propri giocatori, anche se sono ragazzini, con la storia della propria società. Se vuoi aggiungere qualche cosa, questa è la mia. No, ma mi hai letto nel pensiero, poi noi, diciamo, sentendoci più spesso degli amici Bellini, tante cose non dobbiamo spiegarcele. Alfredo, stai facendo l'errore portato sicuramente in buona fede a sbagliare, dai tanti racconti che in questi anni del calcio, a parte che quando uno sa giocare a pallone è arrivato a una certa età, 22-23 anni, quella è, poi non migliori più, migliori nella gestione del match. Cioè Hamsik a 20 anni, noi ho detto mamma mia, questo, andate a vedere il primo gol che fece Hamsik con la Sampdoria, cambio di passo, di piede, destro, entro là nell'angolino, un capolavoro. Dice che aveva 20 anni, ha comprato 19. Quindi sto mito che noi siamo giovani, Zerischi giovani, a 27 anni giovani, che cosa? Non è solo un fatto anagrafico,
è che la società ha la sua esperienza anche a gestire durante l'anno certe criticità, a gestire certe tensioni, e queste cose tu piano piano le immagazzini subito, no? In questo, per dire, la Juventus, aiuti ambientali a parte, comunque tu respiri in tutte quelle mura un'energia positiva e vincente che non respiri nelle mura di Castelvolturno. È logico? Però se non incomincia a vincere, quando cacchio e per vincere devi arrivare al finale. Mi spiace, ma Allegri disse bene quando personaggio di un'antipatia superiore, forse non so che cosa, non voglio fare battuta, però disse c'è chi grande bellezza, però farà 0 finali, disse, non 0 titoli. Beh, io mi alzo, mi applaudo sportivamente, bravo, perché noi avremmo avuto bisogno di fare un po' di finali, anche perderle con Sarri. Io sono della scuola di pensiero, contrario a tutti i miei colleghi, che con Sarri noi non siamo stati competitivi, altro che stati competitivi. Dov'è che abbiamo fatto la roba? Che nei momenti decisivi con la roba... E tu impari piano piano. Il Chelsea incominciato a vincersi le coppe di Lega in Inghilterra, perdersi le finali di Lega, vincersi lo scudetto, perdersi uno scudetto, come sia, andare ai quarti nelle Champions League. Ha fatto un percorso a perdersi la sua finale di Champions League, a vincere una Coppa UEFA con Benitez, a rivincere una Coppa UEFA con Sarri. Quindi questa Champions League, nonostante il super Manchester City, Guardiola, ma si è infortunato del blu, non gli è piovuta dal cielo, perché è frutto di un lungo percorso con anche tappe sbagliate, e quindi non è tanto il ragazzo di 20 anni, e comunque ci sono i giovani, ci sono gli inesperti, ma come questi elementi, questi ingranaggi sono solo assemblati ma gestiti, e la mentalità vincente te la dà la società, e invece noi scarichiamo sempre che non te l'ha data. Che cavolo, abbiamo avuto Ancelotti, dite che Ancelotti non è un vincente, com'è che non... No, invece era un bollito, il figlio, la pensione, tutte le offese, e tutti a seguire le offese di una certa stampa. Detto, prima ancora c'era stato Benitez. Ricordiamoci che abbiamo tutti accompagnato all'aeroporto Jorginho, che non è buono, e tutti a telefonare le trasmissioni, ma lo so fare un passaggio a 1 metro. 2 coppe ha alzato Jorginho, lo stesso che dicevano che non sapeva fare un passaggio manco 1 metro, ma probabilmente perché è andato in una società vincente come Albiol, il palo della luce non si muove, la postura sbagliata, però la mentalità vincente, anche la Juve non è che gli è piovuta dal cielo, l'ha costruita e l'ha mantenuta. Questa non l'ha mantenuta, perché tu la devi costruire e mantenere, però se non inizi a costruirla non ti arriverà mai, e quindi ti potrai comprare tutto il mondo, ma non ce l'avrai mai, non è l'età. Saluto sì. Vincenzo e tutti quelli che no, perché me lo stanno scrivendo in tanti, evidentemente si collegano. Vai. Non sanno che l'abbiamo già detto. Sì, abbiamo letto il tweet ufficiale, abbiamo subito smentito, non sia mai la Maria che ci facciamo sentire e interveniamo. Saluto Luca, saluto Mauro, saluto tutti. Ragazzi, in tutto questo ieri c'è stata, metto in piedi un altro argomentuccio, perché Insigne, leader della nazionale, molto, molto celebrato anche dai clacson sotto casa. Guido, non so se tu hai visto l'intervista che hanno fatto a fine partita, ma le famose domande che io non sopporto e che contesto: ma ti sei mai divertito come in questa squadra? Si può fare una domanda del genere? Cioè, come se, mamma mia, il divertimento, anche se vogliamo vederla nel profondo, a dire, cioè, ci siamo dimenticati un attimo Sarri, il divertimento che Insigne aveva con Sarri, e tutta la squadra e tutto il mondo si divertiva con Sarri. Non ti sei mai divertito come in questa squadra con Mancini? Che tipo di domanda è? Buona fede è una domanda che non ha memoria storica. Se non in buona fede non lo posso sapere, no, peggio ancora, perché potremmo dire: ma stai ritrovando lo stesso entusiasmo, gli stessi meccanismi e movimenti del gol del Pescara magico di Zeman, Verratti, Insigne, Immobile? Esatto, e a questo ricollego il fatto che
se Sarri va alla Lazio, qual è la notizia che deve uscire immediatamente, visto che Insigne non ha ancora rinnovato? Che Sarri chiederà Insigne allo Tito per ricreare quella cosa con Immobile, eccetera, 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 perché non si fa. Adesso per un mese noi dobbiamo sentire tutti i giocatori allenati da Spalletti accostati al Napoli e tutti i giocatori allenati da Sarri al Napoli accostati alla Lazio, eccetera, 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 i rumori. Elmas, secondo voi resterà a Napoli? Credo si sia frizzato, non lo so. Secondo voi resterà a Napoli? Allora, posso dire... ci sei. No, vabbè, sarò rapido, così la mia posizione su Elmas la conoscete, è un ragazzo giovane che secondo me ha qualità, che tattiche e anche una buona sfacciataggine, uno che gli piace andare a concludere l'azione. Non possiamo sapere se sarà un campione, ha avuto pochissimi minuti. Io non capisco tutta questa cattiveria, ma proprio cattiveria nei giudizi su di lui, manco disfattismo. Ha appena fatto un gol in nazionale pazzesco, come direbbe il mio amico Valerio, perché le palle che piovono dall'alto fai brutta figura, cioè finiscono veramente tiro prima al volo a incrociare il tiro sotto l'incrocio dei pali, insomma 20 anni, cioè 10 anni intanto di carriera in ascesa e poi arriva l'età che adesso è Insigne. Dipende dall'allenatore, dalla società. Chiudo, ho detto che sarò breve, ma veramente sembra il problema del Napoli in Elmas, cioè per quanto poco l'abbiamo pagato, non è sia da un punto di vista dell'investimento economico, tattico, tecnico, sembra che anche lì del giudizio sul giunto, che tutti del mondo è questo acquisto sbagliato. Però io vorrei che o si punta su questo ragazzo o lo si manda in prestito. Io me lo terrei un altro anno prima di venderlo e lo vediamo giocare 38 partite da titolare, perché poi si vede, quello è, non 1 o 2 partite bene e poi subito lo bocci perché ha sbagliato uno stop. 38 partite, un campionato, sperando che non abbia infortunio, e vedi se ha un'esplosione o meno. Vai Valerio, a te. Un po' come si è fatto con Zielinski alla fine è diventato titolare del ruolo, abbiamo visto un po' di continuità, è così, perché secondo me sono due giocatori simili a livello di caratteristiche, di approccio al pallone, cioè andare in avanti, però hanno caratteristiche anche tecniche diverse. Saluto e ringrazio Fabio che dice: amici bellini, buonasera a tutti, un abbraccio a Valerio e a Guido, un bacio alle amiche bellissime. Le parole di Insigne sono vecchietto, io lo interpretate come ora voglio vincere. Lasciate i like, ragazzi, a quanti like stiamo? Tenetemi aggiornato. Voglio vincere, Guido, ma vincere secondo te con il Napoli o con la Nazionale? Beh, l'amico Bellino ha fatto un'osservazione giusta, perché poi è vero che i soldi sono tutto nello sport, però ricordate che la coppa, quando i giocatori se la baciano, se la abbracciano, fanno colazione, se la portano a letto in aereo, rimane ma dall'antica Grecia all'oggi, no? Se ci pensate quante cose non esistono state sostituite nel mondo di tutti i giorni, no? È inutile che metta a fare elenco di tantissimi oggetti che ci non sa più. Adesso ascoltate i file in MP3, noi avevamo, prima c'erano neanche mangiadischi, dei cosi dove mettevi il disco proprio, il disco singolo, poi c'erano i Walkman, cioè sono oggetti che non esistono più manco nelle bancarelle. La coppa non è mai stata sostituita, quindi significa che è un simbolo troppo forte. Quindi alla fine vincere nello sport ti dà un'emozione che non puoi sostituire sempre sport per sport, chiaramente, non sto facendo gli altri discorsi nella vita. E si è sottovalutato l'ambiente, la stessa società, il trauma di non aver vinto in quegli anni dove, parliamoci chiaro, la squadra era più forte. Se noi vediamo tutti i parametri possibili, cioè c'era un solo dato su 100 parametri dove il Napoli era inferiore alla Juve, i gol subiti, ma di 4 gol, 5 gol, troppo poco.
sentivano forti, hanno avuto il riconoscimento all'estero di essere più forti, perché c'erano troppi allenatori che dicevano noi non guardiamo le partite guardiamo le partite del Napoli per studiare certe soluzioni. E non aver vinto è stato un trauma, perché già non vincere non è bello. E in più perché poi tu cresci, qualcosa vuoi vincere. E io ve lo ripeto, l'addio di Hamsik è stato un addio fortemente simbolico, perché è stato secondo me la resa della società, e lui ha detto ok, non si vince, è inutile che rimango, la vita è una sola, via. E insegna tutta l'esigenza umana, la sportiva di vincere. Io in questa affermazione tra le righe, chiaramente, ma è il senso più nobile dello sport, quello di provare a vincere, voler vincere. No? Certo, e poi aggiungo, prima di leggere questa domanda, che credo che alcuni e poi finisco. Con Napoli la nazionale, ma sono emozioni diverse. Maradona la più grande emozione l'ha provata nel primo scudetto, non come simbolo della vittoria, perché sicuramente come simbolo della vittoria quella Coppa del Mondo, soprattutto che gliel'avevano scippata l'anno precedente per questioni politiche, che non nell'edizione precedente, per quello che era successo nelle isole Falkland, per quello che poi è diventato come simbolo di una certa ribellione. Maradona è uno che ha manifestato contro Bush, le guerre di Bush, se lo siamo dimenticati perché parlava solo del fisco in Italia. Però è come lui disse, io ho vinto in uno stadio lontano da casa, tifosi di tutto il mondo. Quando vinse al San Paolo era proprio una festa, cioè, quindi come fu abbracciato in quel momento, le parole furono sincere. Però non è manco giusto appropriarsi che quella è stata la vittoria più importante, più simbolica. È sempre un figlio povero dell'Argentina, e lui ci teneva a portare l'Argentina nel mondo, e fu devastato quando tolsero il secondo mondiale. Solo Insigne può sapere eventualmente, e glielo auguro, di vincere sia lo scudetto con il Napoli che la Coppa del Mondo, quale sarà per lui l'emozione più forte. Non lo potete chiedere a me. Sicuramente è un ragazzo che ha voglia di vincere, ha vinto le Coppe Italia, ed è un ragazzo che ha dei limiti. Il grande errore che è stato fatto è quando gli hanno dato la fascia di capitano, che non era neanche legittima, perché Caglione aveva una giornata in più di lui come presenza. Non essendo Totò Giuliano, era anche giusto come lasciarlo con una sorta di NBA, come cane sciolto, detto il capitano, senza vincoli, senza pressioni di doverla. Sarebbe stata una mossa più. Non lo so, okay. Se è una questione quella secondo me è stato un errore. Dimmi quando mi risenti. No, vai a concludere. No, e detto quello, è stato un errore per me societario, quello di anche perché numericamente Caglione aveva una presenza più di lui, e quindi era quello più anziano. Per il resto è un ragazzo che veramente vive di calcio e famiglia, ha un rapporto tormentato con la città, ha un rapporto tormentato con la società, perché già nel primo rinnovo ci fu De Laurentiis che disse ai procuratori, che era lo storico procuratore di Insigne, vatti a fare una vacanza a mare, me lo ricordo ancora. Poi c'è stato il tentativo di Raiola, è andato a male, e il Raiola se n'è andato, quindi è un rapporto burrascoso quello tra Insigne e Napoli e la società sportiva calcionare. È inutile negarlo. Penso che alla fine poi rimarrà a Napoli, ma per mancanza di alternative, credo. Poi alla fine. Per quanto riguarda questo fatto della telefonata, forse è arrivato dopo l'amico, è una zero notizia. Rischio di essere ripetitivo con chi c'era prima. Detto, anche se c'è stata questa telefonata, non può aver telefonato comitato disciplinare, che è quello che poi prenderà il primo grado della decisione, quindi non ha nessun valore. Sì, ha lo stesso valore che io chiamo Valerio che cosa hai mangiato oggi, cioè, per dire, forse ha più interesse sapere che cosa ha mangiato oggi a pranzo Valerio, perché questo
Credo che Gabriel si riferisca alla questione Elmas, la possibilità di giocare tutte le partite titolari si deve guadagnare, basta vedere Pulisic al Chelsea, entra per 20 minuti e fa il pazzo per mettersi in mostra. Saluto Falco, benvenuta. E vediamo un pochino. Insigne via, mi dispiacerebbe, ma eleviamo Salvatore, eleviamo il linguaggio, passiamo lo Zana a destra e voilà, intendi a sinistra. Però ragazzi, la questione è che non è solamente Insigne non rappresenta solamente l'esterno sinistro d'attacco. Insigne è il capitano, Insigne è un punto di riferimento per lo spogliatoio, Insigne è il primo con cui Spalletti dovrà fare una chiacchiera e capire quelle che sono le dinamiche. Non ci dimentichiamo, come se non fosse mai successo, tutto quello che è successo in questi anni tra ammutinamenti, patto spogliatoio, il patto del Vesuvio, il patto fatto a cena, il patto... Perché dobbiamo avere sempre questi patti, ogni tanto compattarci per cercare di raggiungere gli obiettivi, quando invece dovremmo semplicemente giocare a pallone? Se ci sono tutti questi patti da fare, se gli allenatori devono confrontarsi con certe dinamiche, Insigne è gran parte di queste dinamiche in quanto capitano della squadra. Quindi io lo voglio sapere se si punta su Insigne seriamente e quindi il progetto è intorno a lui, oppure se si lascia andare e sposti Lozano a sinistra e ti compri una riserva e va bene. Io vorrei dirti alcune cose, così le diciamo un anno prima, Valerio. La prima cosa importante, poi non mi hanno mai appassionato le divisioni destra e sinistra, in Milan, Guelfi, Bellini, che poi è la classica impostazione italiana su tutto, no? E che riguarda anche Insigne. C'è una divisione a prioristica. Quando Insigne ha fatto delle grandi partite, io sono il primo che non solo lo apprezzo, quando Insigne ha giocato male non è che lo colporizzo, lo butto giù dalla rupe, mi dispiace, però ha giocato male, quindi non c'è mai un atteggiamento ideologico a prioristico. Il punto importante, il primo è perché eventualmente stiamo parlando, va via Insigne e come va via Insigne, che è uno dei punti cardine del Napoli in questi anni. Tant'è vero che di nuovo la divisione Guelfi di Bellini, che tra l'altro non mi prende manco il dottore, ovvero chi difende a prioristicamente De Laurentiis, il miglior presidente possibile, e a volte anche in maniera molto volgare, non mi appartiene, e quindi non ha mai venduto a nessuno, doveva far fare, no, perché è importante a volte anche il modo, la modalità e le ragioni reali per quali. Tant'è vero che la partenza di Cavani fu una partenza ammortizzata immediatamente bene da tutti i punti di vista, non solo economico ma sportivo, calcistico. Napoli giocò addirittura meglio, si diceva quell'anno, anzi si disse prima che Lavezzi spacca le partite, avremo difficoltà, e poi fu un crescendo di gol senza Lavezzi e Cavani. Lavezzi Insigne dovesse partire, perché ci raccontano poi molte cose di quello che succederà dopo. Perciò mi è facile spesso capire le cose e dico perché io mi sono interrotto non tanto, è partito, non è buono, ingrato, ho detto, ma secondo aspetto importante, per quale ragione è venuto, e lo capiremo fra qualche mesi, Spalletti. Allora incominciamo a sgombrare il campo da neanche una leggenda metropolitana, un'autentica cretinata su Spalletti degli ultimi 20 anni, quella che ha sfiorato lo scudetto, tra l'altro si trovò con un Inter fortissimo, e Totti non è mai stato così prolifico e spettacolare, ma come Capri sperano, perché la società non voleva più rinnovare Totti. Il più grande talento del calcio italiano negli ultimi 20 anni, ma era veramente logoro, ed era un giocatore che non voleva mollare. Pallotta si è chiuso uno sgabuzzino, non ha avuto coraggio, lo stesso, vai tu, tanto nell'immaginario collettivo è quello che distrugge i capitani, ha fatto fuori Totti, eccetera.
Ci siamo dimenticati, perché poi spariscono dalle notizie, e abbiamo sentito addirittura gli audio, che l'ambiente spogliatoio a Roma era drammatico. La faida tra Tottiani e De Rossiani, e su De Rossi ci sono anche oscuri di cronaca privata, cose tremenda. Quindi questo uomo che non sarà simpaticissimo, queste espressioni strane, tutto quello che volete, però ha coperto dei ruoli che non erano i suoi per mancanza di personalità di chi invece aveva quel compito. Mm-hmm. Questo per riportare la notizia. Non vorrei che questa cosa ricapitasse al Napoli, che quei ruoli non li ha proprio in organigramma. Rispetto, lo capiremo cammin facendo. La scelta di Spalletti, nel senso chiamo lui per caso si dovesse, e io non me lo sto augurando, Valerio, come sia, poi dice, vedi, il conto è nel caso si dovesse verificare, io te lo dico, non mi avrete mai aspetti throw out, perché è una storia che si ripete, che è sparita dai radar la vera narrazione, e si ripete per ignavia di altre figure dirigenziali. Perché tra l'altro non è il ruolo dell'allenatore. L'allenatore dirige l'allenamento, col suo staff decide il piano gara, scelte tattiche, poi una posizione di un giocatore, coadiuvato con uno staff medico, perché può anche dire guarda questo giocatore si deve fermare, ma non ci posso rinunciare, ma non è che decide quelli che sono invece le decisioni dirigenziali. Non è l'allenatore che dice questo giocatore non gli rinnovo più il contratto, anche perché non lo paga lui, però l'immaginario collettivo non esiste più, è quello che litiga con tutti. Non parliamo proprio del caso Inter, basta pensare a quello che è successo poi con Marotta, Vandanara, e anche lì Spalletti, anche perché non è stato Spalletti andare in TV a sputtanare i suoi compagni, ma è stata sua moglie. Non è stato Spalletti a andare in TV a parlare male dei suoi compagni, ma è stato Icardi nel suo libro. Però queste due verità sono sparite nella narrazione. È Spalletti che ha litigato con Icardi. Stranamente poi Icardi se l'è trovato Conte, che la prima cosa che disse, con tutta che la stampa lo appoggiava, certa stampa, o io o Icardi, con questi non si vince. Andava a piangerci, poi hanno preso Lukaku, ha vinto lo scudetto, o io o Icardi. Allora Conte out? Anche Conte è un allenatore che distrugge i capitani? No, perché dobbiamo raccontare la storia vera e propria. Con questo non significa che è l'allenatore perfetto e simpaticissimo, però ci dobbiamo raccontare pure le cose come stanno. Quindi altro punto da dirci, vediamo come si svilupperà questa storia. Speriamo che sia stato preso solamente come ruolo di allenatore e non anche come possibile rosa di scorta, come parafulmine nel caso questa situazione non dovesse andare come i tifosi, quelli più bravi, si augurano. Terza annotazione è un'annotazione tecnica economica. Io, con tutti i limiti di Mertens e di Insigne e di altri giocatori, attenzione che nonostante la pandemia, invece vedete quanto costano i giocatori, ricordiamoci che questi giocatori hanno anche un'esperienza a come gestire la città, l'ambiente, cioè non sempre questa cosa può avvenire immediatamente, oppure può avvenire immediatamente che tu la cavalchi. Pure Maradona si è dovuto ritirare, attenzione, anche se insomma quelle magie non le fa nessuno. Però siamo sempre molto attenti e prudenti a non avere queste affermazioni molto avventate di accompagnare la gente agli aeroporti, perché intanto sappiamo chi lasciamo, non sappiamo le qualità di chi viene e i tempi che gli servono per innestarsi in un sistema ambientale, non solo di gioco, complesso come una realtà partenopea, che non significa che non deve andare via o deve andare via, semplicemente prudenza, buonsenso e ragionare per logica e non con la ghigliottina. Sono le cose che volevo dire oggi 5 giugno, perché secondo me almeno una di queste tre ce le ritroviamo fra qualche mese. Non ho alcun dubbio al riguardo. Guido, io era pessima. Siamo a 2 ore
quindi voglio chiudere, voglio farti rispondere, perché qui ovviamente non posso proprio metterci in bocca, e quindi mi fa piacere fare rispondere su questa cosa. Se con Valerio troviamo il tempo di farvi quella seconda parte del regalo, ci sarà una sorpresa che non vi anticipiamo. Io ho avuto, e lì è il caso della vita, no? La fortuna di crescere negli anni. Tutte le cose della vita ti danno più emozione, purtroppo. Non è una gara, non è una classifica, però lo dico sempre, guardare Guerre Stellari a 40 anni non è la stessa cosa come guardarlo da piccolo. Poter crescere con Maradona da quando hai 10 anni in poi non è la stessa. Se oggi fosse Maradona quando sono un ultra quarantenne non sarebbe la stessa cosa. Cioè lui sarebbe un genio del calcio, ok, però ed è un falso mito di questo amore. E io ti potrei fare nomi e cognomi di chi adesso dice che era il migliore amico, ne parla sempre bene, e che addirittura lui è andato a salutarlo prima di partire, perché è una delle cose che mi ha dato veramente molta tristezza, che tantissimi colleghi hanno detto: lui prima di partire è venuto a salutarmi, ho cominciato a contarli 1, 2, a 50 mi sono fermato, perché ho detto è andato a salutare 50 persone, sono 24 le ore della giornata, insomma questo manco un minuto a testa dedicava. No, Maradona era criticatissimo, perché anche la frase oggi dobbiamo vincere contro tutti non era solo attenzione agli arbitri. Poi Maradona capì che per vincere tu dovevi cavalcare Napoli. Maradona si è preso anche i fischi, si è presi 3 in pagella, poteva essere meritato o meritato. Maradona, ci sono delle interviste bellissime che poi in Italia non vengono più passate, però io ce l'ho tutte registrate su cassette, soprattutto a Gianni Minà, che è il giornalista che lui ha rispettato di più, dove capite di quanto era lucido Maradona fino a un certo punto della sua vita, e quanto lui a un certo punto manifesta lui dopo Italia 90 dice: io non ce la faccio più, ho dato tutto, ma il presidente lo sa, dice Gianni Minà, lo sa, gliel'ho detto, e a questo punto lo sappiamo tutti noi. Quindi lui lo ebbe addirittura non solo la lucidità, la trasparenza, ma la forza di dire: è finita. Sappiamo poi com'è finita l'ingranaggio che ha distrutto Maradona. Quindi è un falso mito che lui era solo osannato dalla stampa di Napoli. E la cosa che mi fa più tristezza, e ho le cassette registrate di chi, perché lui è stato un eroe del popolo, che è una cosa diversa. E veramente questo ragazzo, come lui ha detto, se io sto in smog perché vedo delle persone giocare a pallone con una pallone sporco, io lo stoppo di petto. Quella è l'immagine che dovete tenere in mente, perché la forza attrattiva che aveva quella sfera per Maradona era fortissima. Infatti, come potevi distruggerlo quando gli hai tolto la sfera? Come quando lui era i bambini che giocano a pallone, lui anche a 24, 25, 30 anni era rimasto quei bambini che tu non gli puoi togliere il pallone dai piedi, però che non significa non essere difesi dalla stampa, però si andava spesso oltre. Metà delle cose non erano vere, lo stesso falso mito che lui non si allenava, no? Lui a volte non si andava a allenare a Castelvolturno perché a volte si svegliava tardi, però è stato anche il primo calciatore a avere l'allenatore personale, il preparatore personale, ed era un mago, Signorini, della preparazione, aveva la sua palestrina sotto. Ci sono delle immagini, ne parleremo con Valerio in questa puntata speciale che faremo, dove Maradona si allena da solo perché lui doveva, un po' come adesso fanno i giocatori dell'NBA, ottimizzare le sue prestazioni, perché aveva questa e lì c'è la frase nel documentario dove dice: io con Diego sarei andato in capo al mondo, ma con Maradona non sarei uscito di casa. E Maradona ti risponde: ma è Maradona che ti ha fatto uscire fuori da Villa Fiorito, perché essere Maradona significava tutto, significava avere il peso del mondo sulle spalle, perché tutti ti volevano fermare, con le cattive e con le cattivissime, non più con le buone, e tutti si aspettavano da Maradona che lui fosse Maradona. Quindi essere Maradona era pesante. Ne parleremo, però hai fatto una bella domanda, scusa la lungaggine. Se dovessi, ecco, cancella tutto in una sola frase: non è stato a rose e fiori. La stampa napoletana con Maradona non è stata a rose e fiori.
Guido, io ti ringrazio come sempre per la tua tra le considerazioni, le cose, la memoria storica di cui ovviamente io non posso fregiarmi, grazie sempre per i tuoi interventi. No, grazie a voi. Dai, proveremo a divertirci. Faremo il Toto allenatori primo out. Sì. Ma non il primo out, attenzione, no, stiamo prendendo questa frase perché il primo che esonerano non deve esonerare, perché non ricorriamo al Caffè Napoli 1926, non si augura il male e l'esonero di nessun allenatore, me lo dico io al posto di Valerio, ok? No, il allenatore out, proviamo a fare il giochetto, quale sarà l'allenatore che verrà indicato dalla stampa come il primo che deve essere esonerato, attenzione. Esatto, il primo hashtag che diventerà virale, il protagonista. Noi non chiediamo l'esonero, poi chiaramente è il campo che decide. Però proveremo a indovinare chi sarà il nome, il primo a finire sulla lista dei cattivi per una stampa. Ecco, così l'ho spiegata meglio. Faremo questo giochino. Alla grande, ci Buonasera aggiorniamo signori, perché c'è la seconda parte di un'intervista sul cinema e il calcio e credo che l'argomento, Diego, è quello più interessante, quindi su quello mi vorrò soffermare. Grazie Guido, a presto. Signori miei, siamo a 2 ore. Io ho letto che ci stava gente che voleva diventare famoso, ma io sto parlando di Maradona con Guido Gentile, bello e buono, ma mi devo mettere a dire TVB, e qual è il problema? Non c'è problema, sorry per prima. Perché? Ah no, non ti preoccupare, ho capito. No, vabbè, ma so che Insigne è il più forte che abbiamo, ma sente il peso della fascia, ci vorrebbe un Bruscolotti, il problema è trovarli. Ma guarda, io sono d'accordo su questo, nel senso che per me a livello tecnico non si discute, dà anche una grossa mano non solo in avanti ma anche indietro. Lo preferivo da giocatore che da capitano, questo mi sento di condividerlo, cioè quando c'era Hamsik secondo me Insigne era più leggero, giocava con più leggerezza, probabilmente anche in nazionale sente più questa freschezza che non deve essere lui il punto di riferimento, lo saranno i vari Chiellini, i vari Bonucci eccetera, cioè lui può solamente giocare a pallone, non deve essere leader per forza, quindi io sposo questa considerazione, Salvatore, assolutamente. Sì, è chiaro che ha detto Castelvolturno invece che Centro Paradiso, ma vi sembra il caso di doverlo sottolineare? Sapete perché lo sottolineate? Perché non sbaglia un colpo Guido Gentile, allora appena ne sbaglia uno dovete subito ha detto Socca, ha detto Castelvolturno. Signori, ma vi volete rilassare? Io lo so, il Napoli deve fare degli acquisti, altrimenti siamo tutti nervosi e puntigliosi. Vedi, salutano, tutto bene, buonasera Gaetano. Io credo molto in Lobotka, con Spalletti potrebbe fare lo stesso lavoro fatto con Brozovic. Questa è un'interessante prospettiva. Abbiamo letto, ovviamente non do conferme, che Spalletti avrebbe voluto Lobotka anche quando era all'Inter, evidentemente per metterlo a fianco a Brozovic o vice Brozovic, insomma, e sappiamo che è quel tipo di giocatore là Lobotka, quindi chissà se esce Fabian ed entra Lobotka, perché poi di questo dobbiamo vedere. Dobbiamo rinunciare a delle pedine probabilmente per abbassare il tetto ingaggi, ma li sostituiamo con un titolare, o i titolari ce li troviamo già in casa perché abbiamo Malquit, il nuovo terzino destro sarà Malquit per far riposare Di Lorenzo, a centrocampo abbiamo Bobotka e in attacco dobbiamo vedere di più Elmas, e quindi così, e a sinistra il recupero di Gulam. Se si permettono di dire che a sinistra c'è il recupero di Gulam, ragazzi, non mi venite più a parlare di progetti di allenatore, di Champions League, di Scudetto. Possiamo essere competitivi perché non possiamo esserlo. Un abbraccio Mario, ti saluto, buonanotte, ti avevo visto. La Coppa d'Africa è a gennaio, esattamente, quindi attenzione anche a questo.
non deve essere per forza il capitano, lo può fare anche Koulibaly. Anche su Koulibaly per anzianità sì, ma come presenza, no? Io ho visto Koulibaly sempre molto morbido nelle sue reazioni, mai arrabbiarsi con un arbitro, mai, capito, far valere le proprie posizioni. Non lo so se Koulibaly è un capitano potenzialmente per la sua personalità. I terzini, Nicola, ma per forza i terzini, assolutamente. Ma i terzini, ma non solo, insisto, i terzini, ma non solo. Ma qui ha avuto un brutto infortunio come Gulam, non sono garanzie, ma anche Diego, oltre al fatto che io ti chiamo Diego, non so se effettivamente Diego è il tuo no, e tra l'altro tu commenti moltissimo, quindi sei uno di quelli, vorrei sapere il nome tuo vero. Non solo, ma Malquit anche quando stava bene comunque è stato utilizzato pochissimo, ed è stato utilizzato pochissimo anche alla Fiorentina quando se lo sono andati a prendere, quindi non era nemmeno Gattuso, non lo vede e non l'ha visto manco Prandelli e non l'ha visto manco Iachini quando è ritornato, quindi io ci penserei su 2 volte prima di affidargli un ruolo di vice di Lorenzo, altrimenti io gioco di Lorenzo un'altra volta tutto l'anno, ed è così. Per lo storico degli ultimi anni non è detto sia un male se Spalletti è stato preso anche per far fuori definitivamente i disturbatori del gruppo. C'è da crescere in tutti gli ambiti, però sicuramente. Io però, se questo è il retropensiero generale che viene preso anche perché dovrebbero esserci altre figure che fanno questo, l'allenatore dovrebbe allenare, ce l'ha detto Guido, no? L'allenatore deve fare perché se poi dopo lui si deve occupare anche della situazione dello spogliatoio, dell'ambiente, fare la figura del padre, dell'amico, del fratello e del figlio, e poi ci lamentiamo però la fase difensiva hai sbagliato, ci sono c'è troppa distanza tra i reparti, Gattuso out. Vogliamo far fare agli allenatori solo gli allenatori? Per me il capitano potrebbe essere Mertens o Manolas. Ecco, Manolas, nonostante sia Mertens, vabbè, tutta la vita, punto, non aggiungo niente, anche per me. Manolas, secondo me, ha quella personalità. Io quando lo sento parlare, sento un giocatore che ha personalità e si fa sentire sia in campo che nello spogliatoio, secondo me. Però è un giocatore che molto spesso lo perdi durante l'anno perché tanti infortuni, quindi non puoi puntarci proprio tantissimo come titolare assoluto. Giocatori Mario, ok, Mario, cercherò di ricordare, grazie Mario. Giocatori di personalità e manager che li gestiscono. Attualmente non c'è un vero capitano, il capitano è un Reina, è chiaro. È chiaro. Rui, sei proprio tu, Mario, Rui. Attualmente al Napoli non vedo nessuno che possa essere un capitano come lo intendiamo noi. Reina lo poteva essere per esempio, sicuramente, ma anche Albiol poteva essere per esempio, secondo me. I due giocatori sono assimilabili, no? Che vengono da un campionato così, che sono esperienze importanti. Comunque Insigne mi sta troppo a cuore, non voglio assolutamente che vada via, poi altri 3 anni passano presto. Che intendi per altri 3 anni passano presto? Dici che arriva a fine carriera a 33? Non lo so. Spalletti out, ma che allenatore è? Io l'ho visto che camminava davanti a casa sua, non ha proprio idee. Già partiamo con... non ha idee nemmeno nel passeggiare. Piadina con la finocchiona per l'amico Caputo, tutto a posto, buon appetito. Confido molto in Grava per la gestione dello spogliatoio, sempre che gli facciamo fare in autonomia il suo lavoro. Ottimo il finale. Demme come capitano. Bepi, Demme è stato, secondo me non era il capitano, era vice capitano, cioè finito capitano anche nell'Ipsia che poi ha lasciato. Demme però non l'ho mai visto prendere i compagni, forse, capito, in Germania con la lingua, perché poi non è facile farsi sentire da tutti quando devi, io lo dico per esperienza, quando devi tradurre nella tua mente e parlare in un'altra lingua con un arbitro, con un compagno, con l'allenatore, non è facile, non è immediato, allora serve un percorso anche lì. Se Demme distinto parla, pensa tedesco ancora, è complicato. Io ricordo sempre nelle varie i vari documentari, no, su Amazon eccetera eccetera, quando fanno vedere il passaggio che si devono parlare allenatore e giocatore e arriva subito l'interprete, ci stanno queste figure qua?
Spalletti avrebbe accettato il ruolo del genere conoscendo a priori di dover affrontare una situazione analoga e antipatica a quelle passate. Nicola, Spalletti era a piedi, cioè nel senso finisce il vitalizio dell'Inter il 1 luglio e deve guadagnare. Se il Napoli ci ha puntato, Spalletti viene e si rimette in gioco. Quindi partiamo sempre dal presupposto che agli allenatori fa piacere non essere mai senza stipendio, prima di tutto. Seconda cosa da fare, Spalletti non vive sulla luna, quindi sa benissimo che viene ad abbracciarsi questa patata bollente. No, abbracciarsi è la croce e passarsela tra le mani la patata bollente, non lo so. Buonasera Paolo. Luperto. Esatto, questo è il discorso delle nuove riserve che tornano come un as. Sono Zexo, ti ho scritto su MSN, a dopo, ovviamente. Allora, vediamo un pochino. Dacci un nome come capitano, forse Ospina, ma anche Ospina secondo me. Ospina è il patron. Se tu dici è il patron vuol dire che è un giocatore che è molto considerato dai compagni, sicuramente, ma ancora una volta deve essere il titolarissimo il capitano per me, perché deve essere un punto di riferimento per i compagni. A meno che, per esempio, non hai Ibra, che Ibra anche quando non è titolare sta lì in piedi sulla panchina, che fa tantissima differenza. Se Ospina si deve sempre alternare con Meret, anche lì non andiamo bene. Ma anche Jorginho poteva essere senza dubbio su Jorginho. Comunque quella squadra di Sarri negli 11 aveva quasi tutti i giocatori che potevano essere leader. E se ci ripensiamo, sì, probabilmente non Mario Rui, io lo cito perché secondo me nello spogliatoio è molto amato, però poi devi avere tecnica in campo, se no sì, ma fai ridere, ma in campo... Jorginho sicuramente sì, Allan sicuramente sì, Hamsik sicuramente sì, in attacco Callejon, chiaro, Insigne, Mertens, è logico. Ospina dall'infermeria, esatto. Abbiamo capito, state citando un canale che non vi piace. Jenny, stiamo tranquilli perché io non faccio né pubblicità agli altri canali che non ti piacciono, né che devi venire qua ad insultarli a casa mia. Non ho capito, non ti ho mai visto qua, vieni qua per parlare di altri canali, non va bene, non facciamo così qua. Datti una calmata, se no apriti un blog. Buonasera Valerio, nei prossimi anni se dovessi fare una proiezione di crescita di società, quale tra Napoli, Lazio e Roma la vedi meglio? Potranno mai fare un percorso Atalanta ma verso lo scudetto? L'unica cosa che posso dire su questo, ovviamente non posso immaginare, so che Lazio e Napoli hanno i due presidenti italiani da tempo e molto spesso arrivano a tanto ma non riescono a fare quel salto di qualità. So che Napoli e Lazio rispetto alla Juventus sono le uniche che hanno vinto qualcosina tra coppe, supercoppe eccetera eccetera. L'anomalia di queste tre squadre è la Roma, che ha una proprietà diversa e che probabilmente hanno intenzione, una volta ripianati i debiti, perché tu devi fare un piano di risanamento dei debiti, probabilmente di vederci anche qualcosina a livello di vittorie, ma lì la questione Roma è più aperta alla città, sono investimenti che ti portano alla città, e certo se vinci è meglio, però il percorso di crescita la vedo penso più la Roma se fanno le cose serie e se non sono i pallotta 2. 250 like, sono pochini ma me li prendo, grazie Polly. Lo so, queste non sono live da like, non sono live da grandi numeri da like, ma sono live che servono per me, per rimanere in contatto con la community, per fare due chiacchiere, per smontare delle frasi fatte, per smontare delle cose che si dicono. Gattuso capitano non sarebbe stato mica male. Ma perché pensiamo solo a quello che è successo da Spalletti e Totti o Spalletti e Icardi e non pensiamo all'allenatore Spalletti? Poi se succede qualcosa tra l'allenatore e Insigne ne si parla. Sono d'accordo Alessandro, io sono d'accordo su questo, sono d'accordo assolutamente. Ma poi si parla di Spalletti, Totti, Spalletti, Icardi, ma non si parla di uno Spalletti Criscito, per esempio, che Criscito dice sempre è stata una persona molto empatica, una persona che mi ha dato tanto, lo ha seguito in tutte le squadre,
e parliamo solo di quello che rovinano, è perché Napoli è così. Napoli deve trovare adesso l'appiglio per creare qualcosa che non sia tecnico-tattico, per fare una lotta all'allenatore nuovo e trovare le nuove problematiche, perché sennò i click non si fanno, le trasmissioni non se le vedono e siamo sempre le solite. Angioletta, io spero proprio di no. Su quanto hai detto, aspetti, condivido. D'altronde Ancelotti ha sfruttato l'occasione per rientrare e a dire apposta in cambio di non chiedere rientrare, dopodiché lui ha avuto l'offerta dell'Everton, dopodiché ha avuto l'offerta del Real Madrid. Questa è una cosa che è storia, no? È storia. È rientrato così e il percorso, anche non andando benissimo con il Napoli e con l'Everton, se vogliamo, finisce di nuovo al Real Madrid. Pensa te. Ma se ci quotassimo in borsa sarebbe controproducente? Ho una considerazione da fare su questo. Non credo che abbiamo le potenzialità di farlo, però sai quante altre più bugie ancora? Perché per far muovere la borsa tu devi fare dei proclami, delle cose, non lo so. Economicamente mi piacerebbe avere qualche introito in più, ma non so se poi verrebbero poi traslati in un mercato migliore, in investimenti migliori, non lo so. Secondo te quanti acquisti ci vorrebbero se non parte né Fabian né KK? Se non partono, Tommaso, ci vuole il terzino sinistro, almeno uno. Ci vuole un terzino destro, secondo me. Ci vogliono almeno un difensore se resta K2. Ci vuole un centrocampista perché se ne va Bakayoko. E ci vuole secondo me un vice Insigne. Non punterei su un ass, sinceramente, vorrei qualche cosa di più. Esattamente, Blue Sound, è che questo è il problema. Io l'ho guardata la partita, è chiaro, fenomeno contro la Repubblica Ceca, certo. Qualcuno potrebbe dire che magari in un amichevole dove non c'è tensione, non c'è pressione, lui fa una grande partita, dopo il gol si sblocca ancora di più, comincia a fare colpi di tacco, cose varie. Ha giocato benissimo, è chiaro, sta libero di testa, le gambe volano, Dispiace per i tifosi del Napoli di non aver visto questo nell'ultima partita. Dobbiamo però non dimenticare che Insigne per tutta la stagione ha tirato la carretta e ha fatto una delle migliori stagioni probabilmente al Napoli. 34 partite, 19 gol, svariati assist, è sempre stato sul pezzo. Sbaglia proprio la partita finale? Sì, era la partita decisiva, non solo, poteva essere il Cagliari la partita decisiva. Abbiamo visto un progressivo, per onestà vi devo dire, un progressivo abbassamento delle prestazioni anche quando continuava a segnare, perché lo vedevo proprio provato da questa rincorsa incredibile sia fisicamente che mentalmente. È difficile fare i rincorsoni. Vieni meno. Come li vedi assortiti a DL Spalletti caratterialmente? Bah. Le abbiamo viste tutte con ADL, le abbiamo viste tutte con Gattuso, con Sarri, tutti personaggi comunque di un certo spessore, una certa personalità. Ancelotti ha personalità, anche se è il leader calmo, anche lui ha una personalità e ognuno alla fine se ne va in un modo o nell'altro. Preferiscono non legarsi a lungo, quindi non lo so se il carattere è quello che conta o meno, o sono le prospettive e i progetti. Che poi per esempio con Benitez non c'è stato lo scontro, Benitez continua a parlare bene di noi, non sento parole fuori posto, perché Benitez poi è un signore. Però che facciamo? Gli vogliamo aggiungere i campi, settore giovanile, questa crescita per fare un pochino la storia della società? No, rimani un altro anno perché non tengo il sostituto, poi dopo te ne vai. Vabbè. E va bene, ma la banca che voleva la Super League perché non acquista il Napoli? Amelie, ma non ti posso far vedere, ma la banca che voleva finanziare la Super League, ma sempre se tutto questo erano loro che volevano finanziare oppure hanno prestato solo il nome per dare credibilità, attenzione a queste cose. È la mia banca americana, quindi domani vado e glielo chiedo. La verità è che la Super League probabilmente può essere anche, quelli sono prestiti, non è che
la banca, mi piace l'idea del calcio delle squadre forti, me la compro. Sono prestiti, quindi sai che probabilmente una cosa del genere vende tanto a livello di diritti TV, presti i soldi perché ce li hai e ti ritornano con degli interessi, nel frattempo il tuo nome si lega al calcio e quindi sono investimenti logici. Investire nel Napoli in questo momento non è un investimento molto redditizio, perché ogni tanto, appena succedono le problematiche, esce l'Emiro, l'arabo che si vuole comprare il Napoli, ma che queste offerte non le ho mai viste. Queste offerte non le ho mai viste. Gattuso credeva troppi sacrifici da Insigne in fase difensiva, con l'Italia gioca più avanzato. Non sono d'accordo, perché sì, probabilmente con l'Italia gioca più avanzato 4-3-3, ok, ma alla fine nel 4-3-3 giocava anche con come si dice, con Sarri, e comunque arrivava fino alla bandierina per difendere. Quindi questo secondo me è un falso problema. Insigne da quarto a sinistra o da terzo a sinistra, comunque per sue caratteristiche di sacrificio aiuta la squadra se uno perde un pallone, e te lo ritrovi anche ieri con la Repubblica Ceca. Ricordatevelo bene, a un certo punto spende un fallo perché Palmieri perde palla e lui va al recupero e fa fallo, prende anche il pallone, non era nemmeno fallo secondo me, fa fallo sul giocatore avversario per recuperare, spende un bellissimo fallo tra l'altro, quindi non è così. Allora, Insigne se non fosse capitano performerebbe 2 volte meglio, almeno in quelle importanti, perché se ne sente troppo, essendo anche tifoso. Questa ovviamente è un'idea diffusa che io condivido. Migliore stagione con Napoli indubbiamente, purtroppo col Verona non si è visto, ma se sentisse l'esigenza di vincere altrove non lo biasimerei, rimane la tristezza di un altro napoletano out. Sì, condivido. Io una cosa che cercavo di dire prima, molto spesso li vedete anche, i giocatori nazionali li vedete anche più liberi di testa, perché qualcuno, e credo che Insigne sia tra questi, c'ha quella sensazione che in Italia non può vincere mai, e magari io sto col Napoli, probabilmente resterò col Napoli per sempre, non posso vincere lo scudetto, non me lo fanno vincere, non posso vincere, siamo più scarsi, una serie di discorsi e di retropensieri. Magari però pensano in nazionale qualche soddisfazione me la posso togliere, numero 10, leader tecnico della nazionale, quello più talentuoso, posso legare il mio nome a quelli famosi, Baggio, Del Piero, eccetera eccetera. In nazionale posso vincere, e ci sono i gruppetti, non c'è un gruppo quest'anno, non c'è un blocco Juve o un blocco Inter e tutti a seguire, ci sono 3 giocatori del Napoli, non 4, perché poi non si aveva Maronna, erano 4, diventavano poi troppi, un paio di giocatori della Juve, 2 o 3 della Juve, un paio del Sassuolo, un paio dell'Inter, un paio della Lazio, ci sono piccoli esempi presi dai vari spogliatoi e messi tutto insieme si possono anche togliere lo sfizio di dire in Italia non vincim, questo prima della vittoria dell'Inter ovviamente, perché vince sempre la stessa, almeno uniamo le forze e vediamo di farlo con l'Italia. Però lo sapete, l'europeo non è facile, ci sono quando si comincerà ad arrivare agli scontri diretti bisogna vedere chi resiste fino alla fine. Non è un'Italia, se volete il mio parere, non è un'Italia da strapparsi i capelli, da spellarsi le mani. La Repubblica Ceca ha cominciato anche bene ieri la partita, poi dopo abbiamo fatto un gol su 2 rimpalloni, un primo su Immobile, il secondo di Barella, 2 rimpalloni, poi siamo andati sul velluto, vabbè. Però non è un'Italia che incredibile. O forse sono io che non riesco a essere affezionato, ma non è vero, perché quando guardo Chelsea e Manchester City mi sono esaltato per uno 0-1, anche finché era 0-0, mi è piaciuto tanti. Non mi diverte l'Italia, siamo mosci, siamo lenti, non vedo un ritmo incredibile, sinceramente. Poi magari sono amichevoli, appena si saranno partite ufficiali ci esalteremo, ce le guarderemo. Allora, vediamo un pochino. Il Napoli segue un giocatore della Samp, non ricordo il nome, se ne sai qualcosa che ne pensi. Torsby, che è il nome che è uscito, per me non mette e non toglie. Oltre ai 2 terzini, il centrocampista è un vice Insigne, il Napoli ha da accattare gli arbitri.
che però sai che costano molto, perché non solo li devi pagare no, non mi fate dire queste cose, non devi pagarli gli arbitri, devi garantirgli una carriera, il che è diverso. Povero Politano, sono d'accordissimo. Grazie Guido, alla prossima. Ma Poli, ma questo l'hai scritto un'ora fa e mo sta uscendo. Non lo so. A proposito di Politano, hai detto bene l'altro video, lo chiami, ti gioca bene, ti fa 2 gol e poi lo lasci a casa. No, vabbè, ma poi tu dici perché a scapito di Raspadori. Sì, sono d'accordo. Secondo me la scelta però poteva essere tra Politano e Bernardeschi alla fine. Lui prova, secondo me, Bernardeschi anche punta centrale per darsi anche la via d'uscita mediatica, no? Vedi che può anche fare la punta, quindi nel caso in cui Immobile o Belotti non stanno bene, ho uno che mi fa anche la punta, però poi si porta a Raspadori e allora ovviamente questo discorso cade. Però sì, questo è il problema, non lo chiamare proprio, fagli una telefonata, gli spieghi come stanno le cose, dice purtroppo devo chiamare questi qua perché sono il gruppo storico, sono arrivato alla qualificazione con Lo e nessuno ti può dire niente. Però se lo chiami per dargli una chance e la chance lui la raccoglie alla grande e allora te le ha portate, non c'è niente da fare. Quando l'Italia parte favorita non vince mai niente, è storia, ma non credo che partiamo favoriti quest'anno, Ci sono squadre credo più attrezzate. Al report un bel servizio sulle magagne, quasi quasi passiamo al basket. Non vedo l'ora di vederlo, Salvatore, le magagne dei procuratori, ma io più che passare a un altro sport probabilmente mi occuperò più sempre di calcio, ma in altri paesi come l'Inghilterra, magari vediamo un pochino. E infatti la Francia, ma non solo la Francia, a me piace per esempio anche il Belgio. Preso gli 11 titolari del Belgio, secondo me non hanno niente da invidiare a nessuno, sono forti. Sì, sono d'accordo anche io su questo. Indifferenti alle nazionali, lo so ragazzi, ma io vi capisco, io ieri l'ho guardata offline e cercavo di emozionarmi. Non me va ne come fa, e purtroppo la passione, il calcio è come, cioè tu ti puoi far piacere una pietanza, puoi dire vabbè magari ci aggiungi un po' di sale e la aggiusti, ti puoi far piacere un amico che magari non è il tuo amico, il migliore amico, però per quieto vivere magari è un collega di lavoro, te lo fai piacere, però il calcio no, il calcio o ti piace o non ti piace, sono quelle cose istintive di sentimenti, come si dice, purissimi, e la passione per una squadra è un sentimento purissimo, perché perdi e continui ad amarla. Questa è la cosa che dovete capire. Cioè, una fidanzata che ti fa del male, ad un certo punto tu stai malissimo, ma poi la molli, se hai amor proprio, la molli e ti passa, se hai amor proprio, la molli o lo molli, non vale solamente in inglese al femminile, la molli o lo molli, il tuo parte ti passa e poi non lo ami più, guardi avanti. Ma il Napoli perde, ti fa male, non rispondono al telefono il Napoli perché non parla, ti fanno del male e nessuno parla. No, di questo non voglio parlare, ciao, però ho giocato bene con un'altra squadra, ciao. Ti fa del male ma tu non lo lasci. Cioè, domani noi staremo ancora qua, arriviamo 11esimi, staremo ancora qua, siamo andati in Serie C e tenevo l'abbonamento, l'abbonamento lo tenevo in Serie B, ma comunque ho continuato a seguire sempre e noi stiamo tutti così. E ti sei dimenticato, è chiaro. Pensi di fare delle live quando giocherà l'Italia? Con te magari ci emozioniamo e questo mi fa piacere, Mauro, che la vedi così. Sicuramente tengo presente, ieri era amichevole, non me la sentivo proprio, magari le partite ufficiali mi fa piacere fare una sorta di telecronaca. Vale, mi sto divertendo tantissimo, c'era un lunedì napoletano a cui non rispondo mai. vai Angela, sfoga. Secondo me questa nazionale è la più debole che abbiamo avuto dal 90. Qualcosa sullo sponsor tecnico? Anche qui, Alessandro, tutto tace. Le ultime notizie erano di Armani. Se non succede il fatto di Armani, il ADL veramente stava pensando seriamente di farsele, di autoprodurle.
autoprodurle significa no che si mettisse a cucì, ma come fece la Roma, mi pare che fosse la ASICS all'epoca, mi pare fosse la ASICS, ma non se non ricordo, non compaiono, però te le producono loro e sono poi prodotte da te senza logo, eccetera, eccetera, c'è solo il logo del Napoli. A me va tutto bene, a me non mi interessa niente, nemmeno il design, perché poi ce le facciamo piacere, lo sapete. Anche un design brutto ci abituiamo. Per me l'importante è la distribuzione. Se l'amico giapponese non trova le robe del Napoli è un problema, e allora è un problema di K, è un problema come si chiama, di Macron, sarà un problema di Emporio Armani, sarà un problema della Legea, di chi sarà. È importante distribuire, far arrivare il marchio a più possibile. C'hai ricordati che hai Lozano, non sarà Ronaldo, ma è sempre Lozano. ASICS non è male. Sempre la distribuzione, Rita, sempre la distribuzione è importante. A proposito dei nazionali, sì, l'ho visto il Divincodino e ti devo dire la verità, cioè la mia, se volete la mia cosa, vi piace come commento senza approfondire? Nel senso che ho apprezzato molto la ricostruzione di certi gol molto simili alla realtà, no? Perché te li vai a rivedere, hanno ricostruito bene, però la narrazione tutta sul fatto che lui, la nazionale Sacchi, alla fine troppo incentrato sul buddismo, sulle cose. Volevo più calcio, ecco, quando all'improvviso si passa dal giocatore preso dal Vicenza a un certo punto, ma tu hai fatto gol contro Maradona, è bello e buono, cioè hai saltato Fiorentina-Napoli, tutto quella cosa, tornare dall'infortunio, hai fatto gol contro a Maradona, tutto è passa, poi improvvisamente già si passa ai mondiali. Mi è sembrato un po' frettolosa la narrazione, non lo so, e poi non voglio dare giudizi sugli attori perché non mi piace. Ho avuto la sensazione che alcuni fossero stati scelti più per somiglianza fisica che non per altro, però poi mi dispiace perché sono professionalità. Allora, il bello del tifoso è non mollare mai, infatti le maglie della Roma si stracciavano come niente. Mamma mia, magari ci danno qualche cartellino giallo in più agli avversari se si straccia. Nessun tweet, nessuna scusa, niente di niente dei giocatori del Napoli verso i tifosi per la mancata qualificazione, tutto tranquillo come se non fosse successo niente. Maglia simile argentina tutta la vita, troppo bella. Ricordiamoci, Antonio, la prima maglia deve essere sempre però azzurra, sempre. Quanta domanda c'è? La domanda è alta, buttati sulla distribuzione subito, perché non lo capiscono, assurdo. Valerio, i tifosi del Napoli che scrivono che Bonucci è mafioso. Caputo, chi va per questi mari? No, i tifosi del Napoli devono stare attenti a quello che dicono, altrimenti Bonucci querela. Capobaggio è buddista ma cacciatore, che poi cacciatore probabilmente prima, no? Dalla narrativa lui era cacciatore per andare col padre, poi pensa che ha smesso di cacciare se il buddismo non lo permette, poi ragazzi non lo so a livello. Il portiere non l'ho visto, Francesco, lo cercherò. Narrazione arraffata, peccato Baggio, sono d'accordo. Io ho avuto la sensazione che mancasse almeno un'ora di film, dall'esordio con la Fiorentina uso un istante. Questa è stata la sensazione finale, è vero. È proprio vero. Andrea, lo trovi sugli altri miei video. Non faccio pubblicità nelle live, a meno che non me lo chiedono. Lo trovi sugli altri miei video. Grazie comunque. Silenzio stampa, non possono parlare, purtroppo ma capito. Il nuovo sponsor sarà Spalletti Out, il centravanti in giacca e cravatta. Tu ora parli dell'amico giornalista, autore del libro mandato. Non sarebbe bello cambiare il colore dello stemma rosso nella prima maglia azzurra facendolo diventare bianco? Sarebbe bellissimo, sarebbe molto più coerente a livello cromatico e non vedo perché non farlo.
penso che la Lete spicca di più, abbiamo capito, ma quanti tifosi sarebbero grati alla Lete e comprerebbero una bottiglia d'acqua in più a vederlo bianco? Lasciamo like, arriviamo a 300 like, forza amici bellini, mai perdere le buone abitudini, se no qua vedi devo lasciare i cartellini gialli anche a voi che siete pigri, ma lo capisco. Non da salumiere tenevi fame, va benissimo, Massimo, non c'è problema. Prima mai sempre azzurra, sempre. Mi piace molto la leggera, se non sbaglio Marco Napoletano, assolutamente sì. Tra l'altro si occupano delle divise degli arbitri. Scandalo, il Napoli ha la stessa sponsor tecnico degli arbitri, verranno aiutati. Non ha smesso il campione, no? Allora, hai visto il sul calcio Jimmy Grimble? No, ce ne sono tanti che non ne ho visti. Noi abbiamo fatto una prima intervista con Guido dove ne abbiamo citati moltissimi del cinema italiano e non solo, ma adesso ne faremo un'altra dove ci soffermeremo. Ce ne sono tantissimi, però ma è mancata sempre un po' di epica in Italia, è sempre stata più una cosa di versato sulla commedia, diciamo. Quelli esteri invece sì. The Keeper, ok, lo cercherò come The Keeper, perché non sai cosa fa Caputo, mica l'ho detto io e stampa, va bene, non vi... Ma trovare uno sponsor migliore della Lete, che oramai sono tantissimi anni, magari anche qualche sponsor più conosciuto all'estero, lo sponsor, ragazzi, lo sponsor, quello là, sponsor ufficiale, che non sia lo sponsor tecnico, quello che ti fa la maglia, non dipende dal fatto se è conosciuto o meno all'estero, e quanti soldi ti dà per De Laurentiis, anche se, capito, magari uno sponsor più prestigioso e anche più bello da vedere, te lo compri più volentieri, eccetera, eccetera, ma... La Lete offre 1.000 lire in più, sarà la Lete per sempre, diventerà come la Pirelli, una cosa che non si può mai interrompere. So che off topic, ma da quando dico andare a giocare in cielo ho semplicemente rimosso quel particolare giorno, per me c'è ancora e lo immagino a tifare a Napoli. Non è mai off topic questo, Antonio, non è mai off topic, sempre Forza Napoli, Giuseppe. Signori, mi fate un piacere, perché mi pare che prima stavano cominciando a funzionare e voglio capire se funzionano ancora, perché vedete, Carmine Piramide, benvenuto. C'è uno di voi, tra voi 158, che non è iscritto al canale. Cliccate un attimo su iscriviti, per sfizio. Non vi dovete disiscrivere, iscrivere di nuovo. Iscrivetevi, perché va a finire che non funziona. Iscrivetevi al canale, proprio tu che sei nuovissimo e che sei passato all'urcare. Sto parlando con te. Arostan. Iscrivetevi un attimo al canale, voglio vedere se funziona, perché mi pareva che stava funzionando, poi ho dovuto staccarlo, perché sennò tacca mentre stavo parlando guida, non mi sembrava il caso. Vi iscrivete un attimo al canale per sfizio mio, per vedere se funziona. Ve lo faccio. Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Iscrivetevi un attimo, se vi state iscrivendo fatemelo sapere. Ciao, sono nuovo, mi sono iscritto adesso, mi saluti. E vuol dire che non funziona più, poi tutto può essere. Devo bere, quindi devo prendermi una pausa. Ci credete? Una famiglia che voleva cambiare il mondo a suon di TVB. Palco. Polli. Pablo Versati. Baby Vox. Giuseppe Argento. Ivan Evelyn.
Marat. Joe TV. X-Mod. È il suono dei fumetti. Ci tenevo a salutare e a ringraziare tutti i mod, così io mi piglio pure una pausa e ragiono un attimo. Grazie a tutti, anche a quelli che ci sono di meno per problemi di tempo personale, va benissimo, io vi ringrazio tutti a uno. Con i soldi di Fabian compriamo De Paul. Francesco, io avevo letto questa cosa anche prima. Il problema è non solo a quanto vendi Fabian e a quanto vogliono per De Paul. E De Paul quante altre offerte sta avendo. Leggo anche di Atletico Madrid molto forte su di lui, oltre all'Inter, al Milan, eccetera, eccetera. Ma quanto gli devi dare? Perché Fabian attualmente prende uno stipendio molto basso nel Napoli rispetto a quelle che sono le sue prospettive, che è di 1,5 fino al 2023. Questo avevo letto ieri quando leggevo lo stipendio di Mario Rui, che piglia 2,1 in comparazione con lo stipendio che potrebbe prendere Emerson, che ti chiederebbe minimo 3,5. Quindi conviene al Napoli più tenere Fabian un altro anno che non vendere Fabian e comprare De Paul, perché se ti compri De Paul adesso ti chiede di più di Fabian. Però allo stesso tempo Fabian, se lo porti a scadenza, se lo porti a un anno dalla scadenza, si abbassa di prezzo. Quindi il Napoli deve fare dei ragionamenti molto importanti. Vorrei che a questi ragionamenti puramente economici e finanziari si aggiungesse una considerazione puramente tecnica da parte dell'allenatore, che ti deve dire: guarda, per come voglio giocare io, Fabian è fondamentale, oppure possiamo farne a meno, ce ne metto un altro, ti dico io questo giocatore che mi piace, oppure Giuntoli ha individuato questo giocatore, mi piace, vai, facciamo questa cosa. Deve esserci un'unità di intenti, altrimenti uno fa una cosa, chi l'altro dice non lo sapevo che hai fatto così, va bene, organizziamoci, diventa complicato così. Non vedo l'ora di fare un bel raduno con te tutti i mod, non appena potrei tornare a Napoli, farebbe molto piacere, e te lo dico da psicoterapeuta. Gli acquisti del Napoli dovrebbero essere giusto 3, un terzino, un mediano, un difensore. Riguardo i rincalzi, Ruperto sostituirà Maximovic e Younes riserva Insigne. Ti devo correggere, Younes è un prestito biennale, quindi non torna l'anno prossimo, torna un AS. È un AS riserva di Insigne, a me non mi convince. Un AS tutto mancino, poi Insigne gioca sempre, quindi va bene pure tenere uno più adattato. Vedi che funziona? Catello Cascone, bravo, anche Internos League nel frattempo deve cambiare. Nando in Gicco, benvenuto, allora funziona, allora sei sano, va benissimo, dai. Allora poco si è sbloccato tutto, abbiamo capito, Mino Nano, benvenuto, si è sbloccato. Salah Fudal, allora sarà la fine, abbiamo capito. Grazie Catello, grazie mille, benvenuto. Mauro Salvatore Sorrentini, vedi quando siete belli. C'è stato un pochino di ritardo fisiologico, ma alla fine Bruno Orsini, l'ultimo sarà Internos League, ragazzi, che però tu sei spesso qui a commentare, quindi evidentemente Davide Squillante per esempio, è la fine della live. Un cuore ai nuovi, un bacio a tutti. Sì, vedi, Salvatore De Mattei, perché poi esce qua, vedi, Stream Elements che ve lo dice, è bellissima sta cosa. Internos League, e con questo ci calmiamo un attimo con le notifiche. Benissimo, mi fa piacere, fatemi ricordatevi, scegliete che noi crediamo in te, Fabian, esattamente. Una domanda: ma perché schifiamo sempre l'Europa? Perché non provarla a vincere? Luca, io non credo che uno poi la schifi, io credo che uno semplicemente sbaglia, perde la partita ed esci. Anche quando magari ti puoi impegnare, la puoi fare fino in fondo, sbagli, giochi male ed esci. La Roma ha schifato l'Europa League? No, la Roma è andata parecchio avanti, non penso che l'hanno schifata in semifinale, semplicemente sono stati battuti. Vorrei vedere più impegno, magari tu quello che ti puoi chiedere è: se devi fare il turnover, vedere i titolari in Europa, questa è una cosa che puoi chiedere. Contemporaneamente però
sai benissimo che ti distruggono in campionato. L'Europa League hai tolto i titolari, fare le coppe qualche punto te lo toglie, qualche energia è fisiologico. A me provare a vincere, assolutamente sì, tutto quello che è internazionale, che ti porta a fare esperienza internazionale, assolutamente sì, anche, e devo dire, anche se ti porta qualche punto in meno in campionato, non fa niente, altrimenti che ci arriviamo a fare? Che ci sentiamo male a fare che non siamo andati in Champions League? Mica dobbiamo vincere, ma dobbiamo andare più avanti possibile. Che ci sentiamo male? Allora facciamo i campionati solo per andarci in Europa e poi non ce la giochiamo al nostro meglio? Diventerebbe veramente un paradosso. Lui non si è iscritto, non è vero, Caputo, tu sei sempre qua con noi, non sei, da non iscritto. Non lo so se funziona, lo sai? Sniper, non lo so. Spallettone, alza la Europa League, alziamola. Buonasera TD, ho tantissima paura. Secondo te siamo avanti alla Roma e Lazio di Mou e Sarri? Invece per quanto riguarda Inzaghi e Inter, secondo me siamo a quel livello che deve... No, assolutamente. A livello di Inter non ci siamo assolutamente, TD. Devi partire da un presupposto. L'Inter ha vinto il campionato stracciandolo, non avendo rivali. L'Inter ha stravinto il campionato. Che tu togli Conte e metti Inzaghi, parti sempre da un presupposto che quella squadra ha vinto il campionato. Quindi siamo lontani anni luce dall'Inter. Poi entra Inzaghi al posto di Conte. Possono succedere due cose: Conte li teneva belli in piedi, sempre nervosi, eccetera eccetera, quindi hanno vinto e hanno dato di più. Inzaghi magari dà più gioco, da un gioco migliore, perché Conte si sono lamentati tutti del non gioco di Conte, magari Inzaghi dà una fisionomia di gioco migliore. Parti sempre da un presupposto che la società esiste, Zanetti, Oriali e tutti quelli là esistono, stanno Ghinerieb, ma hanno le figure importanti, Marotta per stare in piedi nel calcio. Orsato non li ha arbitrati più per 3 anni. Quando io dico le società esistono, questo intendo. Orsato non li ha arbitrati più per 3 anni. Mazzoleni ce lo continuano a mandare. Questo significa avere una società. La società esiste. Inter favorita per lo scudetto insieme alla Juventus, subito. Per quanto riguarda Roma e Lazio, dobbiamo vedere l'impatto, perché ci sono arrivate dietro. Dobbiamo vedere l'impatto che avrà Mourinho e l'impatto che avrà Sarri. Ovviamente ho una paura fottuta di Sarri, perché se gli dai un po' di tempo, i giocatori chiave a disposizione, è capace, in una squadra che non ha ambizioni di vittoria ma magari può fare il progetto. Grandissima paura di Sarri. Su Mourinho ho le mie riserve, può andare bene come può andare male. E benvenuto a chiusura di questo discorso Cinica96. Vedi, allora Luca Leardi ha fatto lo scherzetto, già Sniper ha funzionato. E allora ragazzi, sappiamo che le notifichette sono tornate e ci fa piacere. Luca Leardi è l'ultimo che ha fatto lo scherzetto. Lo so, tu sei tu sei pure abbonato, quindi che cosa c'è da dire, ragazzi? Questione abbonamenti, ve lo ripeto perché domani taglio tutto, quindi parlo a tutti gli abbonati in questo momento. Gli abbonati bellini che erano qui per il supporto 1,99 così, quelli bellini di ma 4,99, ho tagliato il prezzo per entrare nel gruppo Telegram, perché non voglio fare più a chi figlia e a chi figliastra. Serve 7-8 nu. Ho tagliato tutto. Da domani resteranno solamente gli abbonati bellini col cuore azzurro. 2,99 di supporto mensile per avere le emoticon e l'ingresso nel gruppo Telegram, dove parliamo tra di noi 24 ore su 24. Non voglio più distinzioni. Di conseguenza, grazie a tutti quelli che l'hanno fatto fino adesso, assolutamente, uno per uno vi ringrazierò in un video. Grazie a tutti quelli che stanno pagando di più, essendo amici del Facino, spero di potervi contattare al più presto. Abbassiamo. È una scelta mia che voglio fare, proprio lo so che perderò numeri, ma non ha importanza. Si resetta tutto, stagione nuova, ve l'ho detto, si ricomincia da capo e dobbiamo parlare del Napoli. Alla fine a me mi fa ridere quando voi potete usare a Gio Pellecchia tutte le emoticon belline, se vi va il gruppo Telegram, altrimenti lo mutate, perché noi parliamo tutti i giorni e quindi va bene così.
Vincendo l'Europa League fai automaticamente la Supercoppa europea e ti qualifichi automaticamente in Champions. Esatto, è quello che farà il Villarreal e quindi dobbiamo veramente onorarlo. Se non sei iscritto al canale sei completamente pazzi. Vale 6 dislike, ma che schifo sta gente. Angioletta, non ti devi preoccupare, quando un canale cresce i dislike crescono contemporaneamente ai like. 6 dislike sono tanti rispetto a 250 like, devo dire la verità, ma vuol dire una cosa, che stiamo crescendo e come comunità diamo anche fastidio a qualcuno che magari lo voleva fare lui, il fatto del canale lo abbiamo fatto noi, magari qualcuno che ha le televisioni e vede che noi facciamo più numeri più importanti e quindi vengono a mettere i dislike, ma non sanno che i dislike fanno comunque algoritmo, perché non è che questa live non viene consigliata nelle home degli altri perché ci sono 6 dislike, assolutamente no. I dislike fanno comunque numero e rendono tutto più autentico, perché se ci fosse un canale con 100% di like su tutti i video, su tutte le live, con tutti d'accordo, sarebbe un canale fasullo. Quindi voi guardate sempre bene i numeri, non vi fate ingannare dai numeri fasuli. Questi sono numeri reali, sono numeri realissimi, realistici. Molti dislike per esempio sono venuti nel video che ho fatto su Rizzoli. È chiaro, molto spesso sono semplicemente i bambini che tifano per le altre squadre, vedono un tifoso del Napoli, dislike, la chiamata last. E che possiamo farci con i bambini? Quelli non commentano nemmeno, lasciano i dislike e se ne vanno. Qualcuno commenta, a qualcuno ho la forza e la voglia di rispondere, a qualcuno semplicemente è scritto non hai capito, guarda tuo video. Non ti sei guardato il video, che commenti a fare? Hai guardato il video e non l'hai capito? L'ho fatto in italiano. Lo vuoi che lo faccia in inglese? Tenga che fa. Questo è per chiudere la cosa. Siamo arrivati a 300, ci fa piacere come numero simbolico. Grazie Massimo, un TVB a dislike. Mi hai donato 1.000 euro? Scherzare, Sniper. Non scherzare, perché io poi vado nell'ansia. Vado nell'ansia e non si fa, non si fa così, perché poi dobbiamo pagare le tasse. Ti invito a New York a spese mie. Non scherzare. Hai mai pensato di usare altre piattaforme più in voga? Amico mio, il canale Viola ce l'ho, su Instagram ogni tanto ci vado, Bruscolotti si è fatto TikTok e ci penso. Io uno sono, qui mi sento a mio agio perché ho capito come funziona, eccetera eccetera, ed è c'è una discoveribilità, non lo so dire in italiano, specifica che conosco. Continua a essere sulle altre piattaforme, ma ovviamente se sto qua non posso stare contemporaneamente là, faccio un po' e un po', nel bene o nel male, l'importante è parlarne. Secondo me uno scontro diretto contro di loro, siamo là. L'anno scorso hanno faticato contro scontro diretto, sì, vabbè. Sicuramente la mentalità vincente, però ricordati, non è solamente l'allenatore che te la dà, è la società. E la società hanno costruito questo percorso piano piano. È difficile che lo perdano all'improvviso, eh? Dimmi quanti debiti hai e ti dirò quando vincerai. Certo. 300, come gli Spartani. Senesi, che ne dici? Il nome che è uscito anche l'anno scorso. Ragazzi, io per concludere il discorso del calciomercato ho un sospettino. Li vedete tutti questi nomi che sono stati fatti fino adesso? D'Ambrosio, Senesi, Schurz, De Paul, chi altro si è fatto? Questi alla fine, questi qua sono quelli là più importanti. Non bene nessuno di questi qua, nessuno proprio. Noi dimentichiamo sempre che il primo mese di calciomercato si fanno nomi a raffica e non viene nessuno, dopodiché esce un nome all'improvviso, ma chi è? Chi all'improvviso, 2 o 3 giorni di pressing fortissimo, e il Napoli conclude, manca solo la firma e si firma. Molto spesso questo facciamo. Sarà un'estate lentissima. Aldo Casta, benvenuto qua finché non arriva Raffaele Bortone, poi ci sarà tutta una vedi, Erpandone, non si può finire. Sarà un'estate a livello di mercato lentissima,
Eccolo qua, benvenuto Raffaele Bortò. Sarà un'estate lentissima di calciomercato, usciranno i soliti noti, i soliti ignoti e i soliti nomi, ma io ci crederò poco. Nomi che saranno logici, sai, logici perché dici, ah già Spalletti lo conosce, allora Spalletti vuole Kluivert o vuole Under, i soliti nomi, i soliti ignoti. L'abbiamo smentito Nainggolan, ve l'ho detto prima di tutto, poi è uscita la notizia, l'hanno smentito subito dopo. Ci saranno una serie infinita di queste cose qua. Adesso se lo deve sorbire anche la Lazio, se lo sorbirà la Roma con Mourinho, tutti, la Lazio, l'Inter vorrà Lazzari per sostituire Hakimi, no? Perché la Lazio tiene l'esterno destro forte. Sarà un'estate lenta e io non vedo l'ora che arrivi perlomeno silenzio stampa non lo levano. Spalletti non può parlare perché dobbiamo aspettare il 1 luglio. Deve tornare Spalletti, deve conoscere i giocatori, però devono ancora finire gli europei. Ci sarà una cosa a rilento tremenda, con Fabian che vuole giocare pure le Olimpiadi. Non lo so, sarà durissimo. Sarà durissimo finché non li vedi con l'azzurro. Bravo, il tweet, manco il tweet mi fa stare più tranquillo. Vedi? Altro discorso. Zaccai non se ne parla più, era dato per fatto. Se era fatto per fatto, il Napoli avrebbe fatto come quando abbiamo chiuso per Rachmani, no? Si chiude addirittura a gennaio, resta un anno e poi arriva automaticamente l'anno dopo. Resta un anno, resta quei mesi che resta, e invece no, evidentemente è più lunga. Zaccagni si è giocato le sue chance, pare che lo voglia anche il Milan, lui sta indeciso tra Napoli e Milan. Ragazzi, trattare male gli allenatori, lasciare i giocatori sempre in silenzio rallenta anche il mercato, credetemi, perché i giocatori ci pensano 2 volte, devono fare le loro telefonate, devono chiedere al procuratore: ma secondo te mi conviene? Che chance mi gioco? È meglio che vado a prendere meno soldi ma vado in Champions, vengo a prendere più soldi ma posso parlare? Ragazzi miei, non è facile, eh? Non è facile così. Stanchezza sportiva come non si è vista mai. Sì, baby, io la sento io sulla mia pelle, sulle mie spalle, ma spero che non sia tutto l'ambiente, perché veramente avverto nell'ambiente una stanchezza generale, proprio perché questo, oltre al fatto che non siamo andati, altre volte non siamo andati in Champions ma eravamo contenti di ricominciare al più presto, adesso c'è un po' di scoramento, un po' di scoramento generale. Quando chiude il mercato, e quando chiude? A settembre, a fine settembre, non lo so, credo. Non lo so se hanno cambiato, se qualcuno lo sa lo scrivesse e lo leggiamo. Però c'è da dire che c'è stata davvero la telefonata di Dela. Se c'è stata davvero la telefonata di Dela all'UEFA, sicuramente alcune trattative sono fatte, non si possono chiudere. Sicuramente alcune trattative sono fatte, ma non si possono chiudere. E Admin, la telefonata è stata smentita. Vogliamo crederci alla DL o no? La telefonata, anche se esiste, non cambia niente, perché che tu telefoni alla UEFA, la UEFA non ti può dire quello che già hanno deciso finché non lo hanno deciso. C'è una commissione, non puoi nemmeno telefonare in privato a Ceferin, c'è una commissione esterna, quindi non risolve niente. Però tu devi avere già le idee chiare. Tu vuoi fare, ho capito quello che dici tu, vuoi fare il mercato in base a quei 40 milioni. Capite perché non può essere mai regolare? Lo dobbiamo sapere subito, non possiamo aspettare mai. Io comunque penso che tenere Fabian sia la mossa giusta, può crescere, KK a malincuore ne ha 30 anni, Rachmani, Manolas, poi mica male. Sì, mica male, alla fine non hanno giocato male le ultime partite insieme, manca nelle caratteristiche dei due uno che faccia da regista difensivo, perché nessuno dei due lo è, non so chi comanda la difesa dei due, ma Spalletti questo lo sa molto bene, perché conosce Manolas a memoria e sa che aveva, mi pare che era Fazio-Manolas la coppia, e credo che Fazio si occupasse di gestire la difesa. Ora Spalletti deve venire a Napoli, deve vedere, tenendo presente che KK se ne va, deve parlare con Rachmani, che sei tu il giocatore così, o lo devo far fare a Manolas, o è Luperto il... Capite com'è difficile? Lo capite? Chiusura del mercato 31 agosto, ok. Sì,
Quindi sì, esatto, il fatto che si parte sempre prima col campionato a fine agosto e poi il mercato è ancora aperto e poi ci sono gli ultimi colpi finali. Al posto di Petagna prenderesti un attaccante con caratteristiche simili ad Osimhen o lo terresti come alternativa tattica? Questa secondo me è la domanda più bella del mondo, Vincenzo, perché abbiamo detto tutto il contrario di tutto tutti gli anni. Perché ogni volta che veniva a mancare il Napoli, non riusciva a vincere una partita, si è detto colpa del Napoli che non ha un'alternativa tattica per cambiare modo di gioco. Quando poi non è andata bene così si è detto ma se l'alternativa è diverso da Osimhen, tu come fai a mantenere l'identità di gioco? Sono vere entrambe, ti deve andare bene. Oltretutto Osimhen è un giocatore molto particolare ed è difficile trovarne uno con queste caratteristiche, perché oltre alla velocità ha anche la capacità di prendere una palla alta, lunga e salta di testa molto, cosa che Petagna non fa. Petagna di testa non salta molto, Petagna glielo devi dare sui piedi il pallone, poi la mantiene, bravo a mantenere, ma non è un giocatore torre alla Lukaku e tu gliela puoi dare anche alta, fa il pazzo, no, è diverso. Osimhen è un giocatore molto particolare sotto questo punto di vista e credo che ce ne siano pochi. Perché costa assai? Perché ce ne sono pochi. Allora o lo trovi uno con le stesse caratteristiche per fare lo stesso tipo di gioco, però sarà più scarso, altrimenti trovi un altro a 70 milioni, non lo troverai mai, e quindi se è scarso mi viene da dirti meglio un altro che almeno è forte, se hai la capacità di switchare mentalmente con quello che devi fare. Non è lui, è un Mertens, devi fare un tipo di gioco diverso. Credo che i giocatori in Serie A debbano avere, e gli allenatori, la d'utilità tattica di fare la variante al momento, basta sostituzione, giochiamo in maniera diversa. Llorente perché l'abbiamo venduto? Che Polli. Llorente è un giocatore che di testa alta gliela puoi lanciare addosso, e Gattuso stava cominciando anche ad usarlo nel momento di difficoltà, quando mancavano tutti gli attaccanti. Un terzino sinistro titolare, un terzino destro di riserva e un centrale di piede sinistro, un vice Dem e Stamma a post. Sì, io a destra voglio Singo, un centrale di piede sinistro vediamo, a me mi stava bene Gabriel tra tutti i nomi che si sono fatti, e un vice Dem stiamo a post, sì, diciamo serve anche un vice Fabio. Vice Fabio ci puoi mettere Bobot. Sono queste le caselle fondamentali, sicuramente. Sarò un sentimentale, ma avrei voluto tanto Immobile a Napoli con Insigne, ma oltre al sentimento che poi si trovano bene, si conoscono a memoria, c'è intesa proprio tecnico-tattica, quindi poteva funzionare sotto questo punto di vista. Questo silenzio stampa sta diventando segno di strafottenza nei nostri confronti, altro che proteggere Gattuso. Mo se n'è andato, che senso ha adesso? Antonio, questo è il senso della petizione e anche il senso dell'intervista che ho fatto a Maurizio Zaccone su questo canale. Chi non l'avesse visto andarsela a vedere perché è un video bellissimo. In descrizione sotto questa live trovate il link per la petizione, che stavolta non è mia, è di Maurizio Zaccone, dove dice semplicemente il Napoli parli. Il Napoli, senza fare retropensieri, hanno venuto la partita, si sono picchiati negli spogliatoi, non c'è questo retropensiero, c'è semplicemente il Napoli parli. Il Napoli ha ancora dei tifosi, al Napoli interessa che i tifosi vengano considerati e si sentano parte di un progetto, oppure il Napoli fa quello che deve fare e sconfitte, vittorie. Quando devono però smentire, non abbiamo telefonato alla UEFA, subito è pronto il tweet. Il Napoli parli, c'è la petizione sotto, vediamo un pochino. Non sono sicuro di niente, Partenopeo, sicuro andrà via, non sono sicuro di niente, perché il Napoli potrebbe anche decidere di fare un ultimo sforzo, abbassare magari gli inganni, ne salta uno solo e magari te li tieni gli altri, però è difficile, dipende, perché non è che lo sceglie il Napoli, dipende dal mercato, dalle offerte che ti fanno. E speriamo che diventiamo veramente virali se Bobot diventa. Non partiamo così, Adolfo. Io lo so che a volte i miei discorsi possono essere un pochino visti con pessimismo.
Non partiamo così. Partiamo dal presupposto che il finale di campionato che abbiamo fatto è stato molto molto interessante. Se ripartiamo da quello, da quanto ben fatto in attacco, si può ripartire bene, però vorrei che i problemi che abbiamo incontrato venissero risolti per migliorare, altrimenti è difficile migliorare. Puoi fare qualcosa di simile in base anche alla fortuna e agli errori arbitrali. Ma quando è ridicolo, lo so Luca, lo so, si perdono, lo so, è come se improvvisamente non faccio più video, la gente se ne va, no? Volete sapere la mia? È chiaro. Buonanotte Caputo, un bacio, un abbraccio e grazie. Ci stiamo piangendo veramente Llorente. Comunque Miron Boadu, giovane punta della Z, potrebbe essere il doppione di Osimhen ed è nelle possibilità del Napoli. Vedi che bello? Gli amici bellini che ne sanno più di me e che seguono tutti i giocatori del mondo. ADL ci odia, non lo so se ci odia Mario, però tanto affetto non ce lo dimostra, anche da certe dichiarazioni che ogni tanto fa, che sono proprio bruttine. Purtroppo è così. Altra domanda molto molto difficile a cui rispondere. Come ti vuoi comportare? Gulam ha sempre dimostrato molto attaccamento alla maglia e ai tifosi. Io farei una rescissione, è troppo importante. Io voglio bene a Gulam, ma devi pensare al Napoli, devi rescindere magari con, invece di dargliene 3,5 per un anno, ma siamo arrivati penso all'ultimo anno, non lo so, forse questo è l'ultimo, dipende da quanto è lungo il contratto. Dovevi, secondo me, già l'anno scorso rescindere e con una buona uscita, cosa, risparmi qualche milione, però liberi una casella e te ne compri un altro, per me, perché non si può andare avanti così. Ancora una volta con l'infortunio addosso, speriamo che torna bene. Avete visto Milik, no? Un altro infortunio, purtroppo non grave, però purtroppo ci sono giocatori che poi non si ripigliano più. Se si dovesse entrare in UEFA Champions League ci potrebbe essere un cambio di obiettivi di mercato? No. Ti piace come risposta secca? No. Anche perché non siamo andati in Champions, comunque è arrivato Spalletti, non è arrivato Italiano, che molti dicevano se il Napoli va in Champions questo allenatore, se il Napoli va in Europa League quest'altro tipo di allenatore. Non è vero. Quindi arriva Spalletti, io ricordo una dichiarazione di ADL non confermata: Allegri mi costa un botto ma è meglio che spendere per un altro giocatore, non confermata. Però potrebbe anche essere un discorso che De Laurentiis fa: spendo un po' di più per l'allenatore che magari mi valorizza i giocatori anche più giovani perché c'ha più esperienza. Non credi che il problema sia proprio un capitano di carattere finisca per scontrarsi con la definizione, per definizione, con ADL e figlio? Potrebbe essere. Il problema è che tu non dovresti arrivare a uno scontro con ADL e figlio, tu non devi proprio arrivarci allo scontro personale. Ricordo a questo proposito l'intervista ad Insigne in scadenza di contratto, me l'ha mandato un amico bellino, a scadenza di contratto nel 2017. Insigne dice: i matrimoni si fanno in due, dipende da ADL. La squadra è forte perché ci siamo battuti alla pari con Real Madrid, ricordate, nel secondo anno di Sarri, Real Madrid-Napoli 3-1, gol di Insigne da centrocampo, quindi Insigne è forte di questa cosa qua. A maggio del 2017 dice: non dipende da me, io sto bene a Napoli, le solite frasi fatte. Dopodiché arriva il rinnovo di contratto fino a questo qua, il rinnovo di contratto attuale. E Insigne dice proprio questa cosa, dice non è solo la squadra che deve essere forte per vincere qualcosa, serve una grande società. È più di questo che deve dire. Fa eco a queste dichiarazioni quelle che fece Mertens all'anno di Ancelotti a Di Maro. Mertens prende il microfono: vedo che le altre squadre si stanno rinforzando, il Napoli deve comprare più giocatori forti, io mi faccio un giorno più in panchina, non fa niente, ma dobbiamo essere più competitivi. Lo disse Mertens, non lo disse nemmeno Insigne. Pare che solo uno non l'ha capito su fatto.
Io spero che Spalletti comunque 2-3 anni, esatto, almeno vediamo un pochino di progetto. Gulam non deve andare via, SSC Napoli ha un debito morale e sanitario, attenzione il video, questo è importantissimo, questo che dici, perché sottolinei una responsabilità ovviamente, e sotto questo punto di vista capisco. Eccolo là, fa eco, presente, eccolo là. Spallettona ci affonda, per il mio non vedo uno spiraglio di luce e non vedo più un Napoli che può lottare per lo scudetto. Quando mai abbiamo lottato per lo scudetto, Adolfo? Quando mai abbiamo lottato per lo scudetto? Abbiamo lottato per lo scudetto un anno contro la Juventus e un anno contro il Milan, per essere onesti. Dopodiché mai più. E non abbiamo mai creato i presupposti per lottare per lo scudetto, perché se ricordate cosa si diceva di quel Napoli, grande 11 titolare, ma le riserve sono scarse, quindi non possiamo affrontare la doppia competizione, quando devi fare turnover perdi colpi, eccetera eccetera. I titolarissimi di Mazzarri diventarono i titolarissimi di Sarri, quindi è chiaro, lottammo fino alla fine, i discorsi arbitrali, tutte cose che non hanno importanza. Dopodiché il Napoli non ha mai più lottato, arriviamo secondi con Ancelotti, ma non lottammo per lo scudetto con Ancelotti. Arriviamo secondi a distanze siderali dal primo e dal terzo posto. L'anno successivo fuori completamente dai giochi. Quest'anno mai competitivi per lo scudetto, mai. Quindi non vedere il Spallettone ci affonda, guardala più da lontano l'ascesa, perché c'è stato un Napoli in crescendo e poi c'è un Napoli che invece va verso il basso contemporaneamente al rinforzo degli avversari, perché lui arrivi secondo e lotti per lo scudetto, ma c'è solamente la Juventus, non c'è l'Inter, non c'è il Milan, non c'è la Lazio, non c'è la Roma. Quindi attenzione. Ora però voglio vedere come la mette DL, visto che Lucianone adora le conferenze stampa perché sono fondamentali per trasmettere. Bravo Selvaggina che ti stai studiando Spalletti. Segnali allo spogliatoio, io devo dare dei segnali allo spogliatoio. Problema, ADL come la mette, Lucianone come la mette, perché sono sicuro che all'interno del contratto ci sarà anche una cosa dove tu dici: il Napoli ha il diritto di tapparmi la bocca e indire una conferenza stampa, tu hai firmato, non ti puoi lamentare. Perché non credo che a Gattuso abbia fatto piacere, ma evidentemente hai firmato un contratto. Io volessi televisione, vorrei i media che si ribellassero e dire: ma è possibile che non potremmo fare un'intervista? Stanno tutti, va tutto bene a tutti, gli unici che ci rimangono male siamo noi. Vero. Colletta, 30 milioni ci prendiamo Zinchenko. Lionel, e secondo te Zinchenko lascia il Manchester City per venire a Napoli? Finché era mezzo e mezzo, titolare non titolare, riserva, stava crescendo, è cresciuto, titolare di finale di Champions League. Zinchenko 30 milioni viene a Napoli. Come ti esce questo no? Come ti esce? Lui dice che siamo pronti. Io non sono d'accordo. Rispettosamente dissento. Avete sentito la storia che Messi riceverà 60 milioni a stagione per 10 anni? Non lo so, ogni anno, dato che lui c'ha il rinnovo di anno in anno, ogni anno si parla del rinnovo di Messi. Non lo so, 10 anni da barca, ma a partire da mo', cioè pure a 47 anni, non lo so. Non lo so. Potrebbe essere scudetto, potrebbe essere conference, penso sia la cosa più saggia da dire in questo momento. Scudetto ci credo meno, però potrebbe essere terzo posto come potrebbe essere conference. Fuochi d'artificio, assolutamente, Adolfo. Io dico che vinciamo il prossimo scudetto. E che grande positività che ti mando un bacio, ma un bacio. Serve anche questo in questo canale, perché sennò ci deprimiamo tutti insieme, ci abbracciamo e piangiamo. Allora, è pronta la Gattuso farà la fine, Spallettone farà la fine di Gattuso.
Scudetto, lo volete capire che siamo un udinese con più bacino d'utenza? Credo che su questa possiamo anche chiuderla qua. Signori, siamo arrivati a 3 ore e 20, mi ha fatto molto piacere connettermi con voi, grazie a tutti quelli che sono intervenuti, perdonatemi sempre se non sono riuscito, I didn't have time to read all the comments, sometimes i verbi che volano non fa niente, voi mi perdonerete perché credo che sto facendo il possibile per non insabbarmi con la lingua, i palloni in curva, parole che volano. Grazie a tutti i moderatori, grazie a tutti i supporters, a quelli che hanno donato, a quelli che hanno lasciato un like, un dislike, grazie a tutti quelli che fanno domande che ci fanno crescere insieme. Ci vediamo domani, non so di cosa parlerò domani ma qualche cosa ce la inventiamo, perché non può, sarebbe scortesia, sarebbe una scortesia. Io potrei passare il resto della serata a studiare un po' l'allenatore Spalletti, ma per come parla, no? Ma che emozione, ma quale emozione, che emozione. Se però poi faccio il fatto dell'emozione, esce il napoletano che è di noi, e allora potrei studiarmi la cosa, l'imitazione, e vediamo bene. Canale Telegram in descrizione, petizione, lasciatemi un commento, un messaggio, sapete come trovarmi. A tutti quelli che si vogliono abbonare sarete i benvenuti, vi voglio bene. Dove la sigla? Dove la sigla? Dove la sigla? Dove la sigla? Non c'è la sigla, no, ci deve essere la sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net. E magliette, le cose, insomma. valeriofluido.hoplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema.